Adesso invece. Perfetto. Buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti. Signore e signori, appunto siamo qui in una giornata speciale, riprendiamo appunto le nostre conversazioni del mattino. È un ricordo speciale a Gianberto Petuello. Se me lo permettete un pensierino ce lo faccio anch'io, mi prendo un minuto perché rammento i tempi in cui Gianberto con grandissimo favore ha accolto l'idea del progetto della riapertura della sezione d'archivio di Stato. E quante volte mi ha visitato nei mercoledì, ecco, di mia presenza appunto in quella sede. Non solo ha voluto essere presente, anche attivamente presente nel momento il giorno dell'inaugurazione. Abbiamo preparato insieme una mostra che forse vi ricordate, Bassano e le sue mura in epoca veneta. È stato appunto il momento, cioè, dell'aggressione alla seconda cinta muraria, no? Ecco, da parte dei bassanesi, che ormai sentivano una cintura fin troppo stretta attorno alla vita, no? Bene, e poi successivamente ancora collaborazioni con all'epoca del 92, no? Il quarto centenario della morte di Jacopo, ecco abbiamo la mostra alla famiglia di Jacopo nei documenti d'archivio, anche Gianberto vi ha partecipato, abbiamo avuto discussioni notevoli, in particolare sulla collocazione dell'abitazione di Jacopo, sì, esattamente. È una cosina che ancora non gli ho perdonato, però, ecco, perché non mi ha detto in quella circostanza che lui stava insieme con Giambattista Vinco da Sesso e anche con Fabio, mi pare, Sbordone, stava consultando l'archivio Stecchini. Ecco, per noi, io e Don Franco, all'epoca eravamo impegnati per la mostra documentaria, no? Stavamo proprio cercando la collocazione, sapevamo che ormai si trovava lungo la via Ferracina, questo l'avevamo capito perfettamente, però dove, in quale punto? Solo i confinanti potevano darci una risposta. Tra questi c'erano gli Stecchini, no? E di fronte a noi c'era un mare magno, no? Perché bisognava cercare tra i documenti notarili i documenti riguardanti gli Stecchini, non ne avevamo il tempo. E lui non ce l'ha detto, però, che è la solita situazione, diciamo, i ricercatori storici, no, si tengono sempre un po' di riservo, vero? E quindi va bene. Poi da ultimo anche la mostra sugli Ezzelini è suo con il lavoro fatto sul castello, no? Ecco, e quindi che è pubblicato anche in catalogo. Bene, cominciamo subito dopo questo pensierino che mi sono permesso anch'io, perché lo ricordo con molto favore e molto piacere, no? Bene, Andrea Minchio, architetto, comincia lui questa sera. Proviene da una famiglia di stampatori, si è occupato lui stesso di attività grafica, privilegiando però in particolare proprio la editoria, fin dal 1986, scusate, mi pare si sente, sì, forse no. Il settore editoriale è stato soprattutto il suo particolare interesse. Esce nell'88 con Luigi Agnolin, rammento questo, mi pare appunto il periodico mensile Bassano Mese, che dura poi a quanti anni? Fino al 94, mi pare, 95, ecco circa. Quindi era l'organo di stampa dell'azienda di promozione turistica questo. Poi ancora l'Illustre Bassanese, no? Ecco, nel 89 mi pare, appunto Illustre Bassanese, questa volta con Giambattista Vinco da Sesso. Scopre sempre più netta la sua vocazione per l'editoria, diciamo, per cui escono anche le prime collane di libri, no? Nel 94 poi insieme con la Elena Trevini Bellini fonda l'editrice artistica Bassano, e qui confluisce anche il filone editoriale, diciamo, precedente, mi pare. Quindi Bassano News nello stesso anno comincia, con quel particolare stile che conosciamo un po' tutti, sempre un po' legato alla promozione del territorio. Ecco,
arriviamo all'ultimo periodo, l'ultimo momento, Bassano News, no? 2003, ecco, che continua tutt'oggi, ecco, la sua attività editoriale continua, ormai credo che siate arrivati a oltre 300, mi pare, vero? Ecco, suddivisi in più collane. L'ho presentato forse, quindi a lui l'iniziare con, in particolare, gli insegnamenti di un maestro. Andrea, sei stato, mi pare, allievo, no? Ecco, di Giamberto. Quindi gli insegnamenti di un maestro al di fuori delle maestro, che era in effetti al di fuori delle convenzioni. Prego. Buonasera a tutti. Ringrazio il dottor Giovanni Marcadella per questa rapida presentazione. Ringrazio l'amico professore Paolo Pozzato per avermi coinvolto in questa circostanza. Naturalmente per me è un grandissimo piacere e soprattutto un onore poter ricordare la figura di un maestro come è stato Gianberto Petuello, non solo per me, ma anche per molti miei compagni di scuola e compagni di classe. Vedo tra il pubblico il dottor Alessandro Giolai, ma vedo anche il dottor Paolo Sartori. Lo stesso dottor Mario Guderzo mi confidava di essere stato uno dei primi allievi di Gianberto quando ancora insegnava, se non sbaglio, lettere italiane, storia e geografia, quindi ancora prima di cimentarsi con la filosofia. Il mio non sarà un intervento, non sarà un saggio, è semplicemente una rapidissima testimonianza che diciamo è il senso della mia presenza, che dà senso e valore alla mia presenza in questo consesso così carico di personalità illustri che mi hanno preceduto e che mi seguiranno. Allora, faccio riferimento a qualche nota che mi sono preso, perché purtroppo, si diceva anche prima, la memoria a una certa età comincia a scadere e quindi è bene fare riferimento anche allo scritto, e poi scripta manet, come tutti sappiamo, no? Allora, il mio primo incontro con Gianberto Petuello è avvenuto in un autunno molto caldo, quello del 76. Vi ricordo che era l'epoca in cui le Brigate Rosse intensificarono la loro attività, gli anni di piombo. Erano anni segnati evidentemente da una atmosfera carica di tensione, i cui riflessi, magari anche molto vattati, per carità, attutiti, però giungevano anche nelle nostre aule, nelle aule della nostra scuola. Dibattiti, assemblee, scioperi, manifestazioni. Ricorderete, Paolo e Alessandro, allarmi bomba. Si alternavano a quella che era la normale attività di noi ragazzi, quindi lo studio, ma anche le feste, le scampagnate, le gite in Vespa, lungo le strade della Pedemontana. Giorno dopo giorno, inoltre, anche le istanze del movimento femminista venivano portate avanti, facevano breccia tra i banchi di scuola, e ricordo bene parte delle nostre compagne di classe dall'atteggiamento battagliero militante. E d'altro canto questo poi è servito anche a noi, perché io sono ben lieto di poter vedere un primario donna, di poter vedere un militare donna a capo di una anche magari un generale, insomma. Quindi per fortuna c'è stata quell'epoca là, zoccoloni, slogan e parecchie rabbie. In questo clima, che certamente non era facile per gli insegnanti, Gianberto irruppe nella nostra vita. Distinto, vorrei dire distintissimo, elegante, attrezzato di una straordinaria e coinvolgente eloquenza, ci apparve subito distante anni luce da quello che era il classico cliché del professore di filosofia, nei modi, nella parola, nelle azioni. Non ci è voluto molto a comprendere che, nonostante le evidenti
sembianze apollinee, consentitemi questo termine che faceva spesso al quale faceva spesso riferimento, si trattava di un rivoluzionario, un nobile rivoluzionario, un seguace, forse, probabilmente, di quello Zarathustra nicciano che lui amava e che divenne per noi, ex allievi e allievi all'epoca, una sorta di imprescindibile riferimento esistenziale. Also sprach Zarathustra. Allergico agli schemi precostituiti, Gianberto amava organizzare le sue lezioni secondo un proprio percorso logico, non aderendo pedissequamente al programma ministeriale, anzi, onestamente, spesso improvvisando, con la conseguenza di irritare il preside. All'epoca il preside era notissimo professor Quirino Borin, già partigiano, uomo tutto d'un pezzo, e anche qualche collega, perché io ricordo bene, non facciamo nomi, ma altri professori di filosofia di stampo stalinista che facevano studiare i ragazzi 4-5 ore alla settimana, forse anche di più, sui libri di filosofia. No, con Gianberto non era così. E d'altro canto Gianberto Petoello era abituato a misurarsi, no? Con lealtà, lealmente in consiglio comunale. Forse ne avranno già parlato stamattina. Sapete che lui era comunque repetita Juvent, no? Era capogruppo repubblicano, è stato anche, credo, capogruppo delle minoranze, e come mi hanno confermato moltissimi amici di quella parte, rispettatissimo e tenuto in grande considerazione anche da quella corazzata che era la DC, la Democrazia Cristiana, in quegli anni. E difatti Gianberto privilegiava il confronto, la discussione, il dibattito con noi ragazzi. Poche interrogazioni, vorrei dire pochissime, molti scambi di idee, impressioni, ragionamenti aperti. Ecco, questo è finalmente il nocciolo del suo insegnamento. Cos'è che usciva dal cilindro, faceva uscire dal cilindro? Qual era il grimaldello che considerava prioritario nel suo insegnamento? Il ragionamento, la voglia di indurre noi ragazzi a ragionare, a meditare, a pensare con la nostra testa. Questo è stato, dal nostro punto di vista, almeno dal mio punto di vista, e spero anche che molti amici e colleghi e compagni di classe la pensino come me, Gianberto ci ha aiutato a farci una coscienza critica. Ieri, così nella chat del gruppo della mia classe di liceo, una cara amica, nostra compagna di classe, mia compagna di classe, Stefania Nicotra, mi ricordava che la prima definizione che Gianberto Petoello ha dato della realtà, ecco, era come intendeva Schopenhauer la realtà. La cito da Stefania Nicotra, che citava a sua volta Gianberto Petoello, come un ectoplasma polipoide. Ecco, giusto per farvi capire. Allora, secondo Gianberto, cosa serviva alla fine, come avveniva in un'altra sezione parallela alla nostra, imparare pedissequamente a memoria quanto è scritto nel libro? Nulla. Questo a lui ovviamente non interessava. Esigeva invece l'argomentazione, la speculazione, la predisposizione alla logica. Insomma, l'attivazione dei neuroni. Potete non essere d'accordo, potete non condividere, ma è fondamentale che sviluppiate una vostra autonoma opinione. E questo noi figli di Gianberto l'abbiamo tutti. Questo, quando io mi incontro con Alessandro Giolai, con Antonio Finco, con Paolo Sartori, con altri amici, ma io credo con Roberto Rossi, con Mario Guderzo, effettivamente ci distingue un pochino dagli altri, almeno ci sentiamo, consentitemi questa terribile espressione, da questo punto di vista, per essere stati suoi allievi, degli eletti. Allora, il programma di filosofia ricordo che il programma di filosofia di Gianberto, quello che è stato elaborato in quarta, si è concretizzato sostanzialmente in un seminario permanente su Nietzsche.
Quindi qual era il programma di quarta? Nietzsche. Però svolto secondo un criterio di tipo induttivo, quindi partiamo da Nietzsche, ma in realtà poi sviluppiamo il programma e alla fine si passavano in rassegna tutti i classici, compreso Feuerbach. In quinta è successa la stessa cosa, seminario permanente sulla Rivoluzione francese. Quindi quel grandissimo fenomeno Tranchant, e se noi abbiamo capito, compreso l'importanza vera, autentica, il grande passaggio, no, da un'epoca all'altra che ha segnato la Rivoluzione francese, è stato un merito di Giamberto, perché non abbiamo letto pedissequamente sui libri, ma ci abbiamo ragionato sopra. Cosa è successo poi? Che per una serie di imprevedibili evenienze che Alessandro Giolai sicuramente ricorda, ma che qui non si possono raccontare, anche per questioni di tempo, ho portato alla maturità filosofia. E il 14 luglio 1978, quindi anniversario della presa della Bastiglia, ho terminato la mia prova orale. Poco dopo incontro Giamberto per strada, che mi chiede del risultato, si complimenta con me e con quel fare sornione che tutti noi conosciamo, abbiamo conosciuto, mi dice: beh, sapevo che hai il quid. Vabbè. Poi devo dire mi ha seguito per tutti gli anni dell'università. Perché? Perché dice: ma cosa fai? Beh, io mi iscrivo ad architettura. Ah, perché era una materia che a lui era sempre piaciuta e della quale aveva cominciato a occuparsi. Lo appassionava. Nel giro di pochi anni, in effetti, come può confermare, qua vedo Bruno Bertacco in prima fila, come puoi confermarci anche tu, Bruno, in pochi anni è diventato un esperto soprattutto di quella medievale, architettura medievale, ma direi anche di urbanistica, consultato, rispettato da numerosi progettisti per questi suoi studi e soprattutto per le intuizioni illuminanti che lo distinguevano dai progettisti e dai professionisti, nel senso che probabilmente il fatto di essere un professore di filosofia, il fatto di essere abituato a speculare, a ragionare, eccetera, lo portava a conclusioni alle quali magari altri non arrivavano, perché più all'interno delle materie, più tecnici. Un'altra cosa divertente è che, insomma, mi ha seguito per tutto l'iter universitario, ogni tanto mi interrogava come va, come non va, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, eccetera. È stato anche alla mia festa di laurea e devo dire che con piacere a Carezzonico è stato l'unica persona, tra virgolette, adulta che ho invitato, o comunque una persona che apparteneva a una generazione che non fosse quella, diciamo, rappresentata in quel contesto. Ricordo anche di una conferenza che tenemmo assieme, caro Marcello Zannoni, agli amici del museo, anzi però all'epoca non so perché la sede non era fruibile e ci trovammo alla Bassanese che all'epoca, che a quel tempo era ancora dentro a Palazzo Roberti, prima del passaggio. 9 marzo 1994, ricordo la data, l'ho rinfrescata recentemente, perché pochi giorni dopo io sapevo che dovevo partire militare e quindi era l'ultimo scampolo di libertà. Dopo qualche anno, fatto il militare, iniziato il mondo del lavoro, la nostra frequentazione è ripresa, con lo stesso slancio di prima, con la stessa immutata amicizia e con la stessa stima reciproca, soprattutto da parte mia nei suoi confronti. E la cosa divertente è stata che, come è avvenuto anche per altri professori, anzi devo dire che la maggior parte dei miei collaboratori sono tutti docenti, insegnanti, recentemente abbiamo lavorato con Francesco Tessarolo, ma vedo Franco Scarmoncin qua in prima fila, ma è normale, o professionisti come lo stesso Bruno Bertacco che citavo prima. E insomma anche Giamberto è diventato uno dei miei collaboratori e sua è una serie di meravigliosi saggi che poi abbiamo pubblicato tanto sull'Illustre Bassanese quanto in forma più ridotta, più contenuta su Bassano News. E quindi ci si vedeva spesso, ma ci si vedeva anche per strada, come sarà capitato a moltissimi di voi, immagino, e la domanda era d'obbligo, perché comunque rimaneva uno scrutatore, uno che ti interrogava, uno che voleva sapere, un indagatore.
Ciao, ma ti cosa ne pensi tu? Caro professore, caro maestro, caro amico Gianberto, penso che ti devo molto e che è stato davvero un piacere e un grande onore per me percorrere un po' di strada con te. Se mi permetto rapidissimamente, Gianni, se Alessandro Giolai, Paolo Sartori o Mario Guderzo o altri allievi ci sono che sono qui presenti intendono magari, Sandro, integrare quello che ho detto o magari anche inficiarlo, io sono qua. Beh, Sandro, tu sai che si potrebbero dire tante altre cose di Gianberto. A quello che si poteva dire, quello che si poteva dire. Grazie a te. Grazie a te. Va bene. Bene, grazie ad Andrea per questo intervento. Sì, è vero, appunto, il bar è il momento, quelle cose non si possono dire, ma il caffè dell'archivio era una tappa obbligata, vero? E tutti quelli che lo frequentavano sapevano che lì trovavano Gianberto al mattino, mercoledì mattina era il punto. E poi andava al resto, no? Ecco, esattamente. Bene, secondo intervento, Fernando Rigon Forte. Beh, sappiamo, storico noto, storico dell'arte, in ambito direi molto vasto, ecco. È noto anche come dirigente museale, quindi a Bassano e anche altrove. Brevemente alcune cose, alcune notazioni, forse per chi magari non ha avuto l'occasione di conoscerlo in tempi particolari in cui la sua presenza a Bassano era fortemente avvertita e fortemente anche sostenuta e amata. Dal 1976 all'83 ha diretto dunque il Museo Biblioteca Archivio di Bassano, inaugurando, e questo mi preme dirlo, nuove sezioni. Penso alla collezione archeologica Chini, penso ancora alla sezione della ceramica bassanese, agli affreschi di Jacopo trasferiti in museo, ma penso anche a tante altre mostre, da Tiziano a Gian Domenico Tiepolo, i ponti di Palladio, i disegni di Canova. Ha curato anche i relativi cataloghi, ecco. Finito l'epoca bassanese, quindi dal 1983 al 91 è approdato a Vicenza, è stato direttore dunque dei musei, è conservatore dei monumenti di Vicenza. Particolarmente significativa qui la mostra, diciamo una mostra, tra una mostra e l'altra, anzi diverse mostre, le ricordo bene perché ero anch'io a Vicenza in quei periodi. Ha fatto decollare il museo appunto naturalistico archeologico di Santa Corona e oltre a questo anche ha rimesso finalmente, si poteva dire all'epoca, in moto quello che sta su Monte Berico, il Museo del Risorgimento. È membro dell'Accademia Olimpica dal 1978, dall'83 è membro pure del Consiglio Scientifico del CISA di Vicenza. Posso dire anche altra cosa, giusto anche questo, è ispettore onorario del Ministero per la Cultura, qui mi pare dall'88-89, mi pare quegli anni. Ecco, diverse altre appartenenze all'associazione proprietari, ad esempio di Ville Venete, se ne parlava a Trento, ecco, e a Rovereto quando io me ne stavo lì. Ecco, anche della sua stessa presenza all'interno del consiglio scientifico di quella associazione. Ecco, autore di, che posso dire, 250, forse più pubblicazioni tra libri, cataloghi, monografie. Ha promosso, ecco, io mi occupo un po' recentemente anche di restauri, quindi è giusto parlare anche di questo. Ha promosso il restauro di molte opere, tra Museo di Bassano, Palazzo Chiericati, la collezione anche della Banca Intesa. Mi permetto, Nando, di ricordare una cosa che mi è rimasta in mente, una frase, in un'intervista fatta, non lo so su quale giornale, non lo ricordo più, ma ha detto una cosa: l'arte, dice, è il mio respiro, ma non sopporto più, dice, sproloqui sulla bellezza. Fernando Rigon.
allora leggo esattamente il titolo, no? Carlo V a Bassano, 1532. Grazie, collega Marcadella, ma è stato anche troppo un impegno. Siamo qui per ricordare un'altra persona, certo. E lo farò in un modo fuori degli schemi, come era lui, visto che ci siamo conosciuti colleghi nel 1978 a Schio insieme al liceo, quando io ero fresco da un corso monografico tenuto da Federico Seneca, maestro di entrambi, sui primi 30 anni della vita di Carlo V. Carlo V mi è sempre rimasto dentro, ho un debito di riconoscenza, per cui ho colto questa occasione perché questa sera io non sono uno storico e non voglio fare lo storico, ma voglio fare lo storico dell'arte, perché l'arte garantisce che il passato ti dia l'illusione di essere, o anche la certezza di essere presente, perché se possiamo toccare il passato lo tocchiamo attraverso un'opera d'arte, per cui noi visualizzeremo una cronaca coeva a quei 2-3 giorni in cui l'imperatore Carlo V, si sente vero? Sì, è arrivato a Bassano, e lo facciamo perché nel 1885 esce un opuscoletto per nozze di Giuseppe Colbacchini in onore di una cugina che si sposa, esce a Venezia, in cui il nostro autore dice, e ingrandiamo, che vuole ripubblicare i diari di Marin Sanudo costruiti sulle informative di due personaggi importantissimi della comunità di Bassano, ovviamente veneziani, che mandano degli appunti autoptici in diretta di che cosa successero quei 3 giorni tra il 30 ottobre e il 2 di novembre. E lo fa pungolato dal fatto che l'anno precedente, nel 1884, era uscita la storia di Bassano di Ottone Berentari, il quale, leggendo male le cronache, sbaglia le date e dice che Carlo V arriva il 1 di novembre. Invece, scusate, ho sbagliato, il 31 di ottobre, era sbagliata la data lì, Carlo V arriva qui. Ma leggiamo le parole del Colbacchini come sintetizza le parole. Il libretto non è suo, è una antologia di ciò che scrive Sanudo, però lui appone un 14 note molto brevi, molto mirate, anche molto precise. Anche lui prende una cantonata, tuttavia, ma non importa, noi non stiamo a fare le pulci al passato, cerchiamo di vedere che cosa succede. Perché Carlo V passa da qua? Arriva da Vienna, passa per Montebelluna, a Castelfranco i messi danno il segnale che sta arrivando Bassano, perché a Bassano, su ordine della Serenissima, c'è l'obbligo di accoglierlo e di dargli da dormire, tutto lì. Quindi va dove? Va dal duca di Mantova, lo ha appena fatto duca, perché poi gira e va a Bologna, e a Bologna incontra per la seconda volta Clemente VII. Si sono molto rapacificati dopo l'incoronazione di 2 anni prima, che sapete era la prima incoronazione che non avveniva a Roma, dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Allora, lo vediamo qui, io ho voglia di vederlo, col suo inconfondibile prognatismo, da un'incisione di Boldrini, da un quadro perduto di Tiziano che siamo sicuri era del 1530, l'imperatore è in armatura, lo vediamo proprio nel 1532 da un ritratto della Thyssen di niente meno che Luca Cranach il Vecchio, col suo toson d'oro, e poi da un ritratto di Sessenegger di Vienna del 1532. Ma vediamo anche gli altri coprotagonisti. Chi è che dà ordini dopo la vecchissima ruggine di Costa Bissara che non passava nonostante gli anni? È il grande doge Andrea Gritti, che qui non vi mostrano nel celeberrimo quadro di Tiziano, ma vi mostrano uno stupendo ritratto di Vincenzo Catena, che è ugualmente alle Gallerie Nazionali di Washington.
e vedete anche l'incipit dei diari di Marin Sanudo, che muore nel 1936, il quale raccoglieva appunto queste informative, come le ho chiamate prima, dai cronisti locali per poter fornire alle sue pagine e ai posteri, ripeto, delle testimonianze autoptiche. E qui vediamo di Sebastiano del Pombo, Clemente VII Medici e il duca di Ferrara, Gonzaga, con quell'abito in lapislazzulo che costò una fortuna, dipinto da Tiziano. Ma cominciamo dal 31 ottobre, scusatemi, prima ho sbagliato, ho detto 30, che scrive il pizzino da mandare al Sanudo è questo Marco Minio, con i suoi compagni, oratori, eccetera. Questa mattina, poi fatta colazione, partissimo e venissimo a incontrare la Cesarea Maestà, il quale giungeva da Montebelluna, come vi ho detto. A un certo momento, e questa è una nota vivissima, l'imperatore gli chiede con molta amabilità, perché trattava questi due personaggi proprio come fossero delle sue cerchie, dice: siamo ancora molto lontani. Gli rispondessimo: Sire, siamo a Basan. E Sua Maestà disse: ne piace, perché sono molto affaticato, e dimostrava così anche nello aspetto la fatica di questa cavalcata. Quello che non sappiamo e non sapremo mai è se era in armatura o meno. Io penso di no, perché il peso, oltretutto per il cavallo, aveva poi mandato avanti i suoi fanti, che vedremo, i suoi fanti spagnoli, per poter giungere meglio. Nella nota Colbacchini scrive: Carlo V arrivò a Bassano il 31 ottobre e non il 1 di novembre. C'è questa testimonianza diretta. Quello che ci lascia di stucco, e che sarà il nostro locus desperatus, è che aveva dietro 45.000 persone. Io subito ho guardato bene, perché quella virgola 45, ma poi lo ripeterà, è veramente una città intera che si muove, ma su questo torneremo. Dunque visualizziamo dalla pianta dello squarcione, avete il quadrilatero alla vostra destra, Castelfranco in basso, Cittadella, Asolo e Bassano, e dice che gli ambasciatori erano Bragadin, lui stesso e Foscari, che gli vanno incontro 3 miglia da Bassano, quindi erano 6-7 chilometri, insomma. Qui vediamo un particolare desunto dalla vecchia mappa di Gian Galeazzo Visconti della fine del 300, ma ricopiata nel 700, come sappiamo, tutte cose note. E io ho detto: ma che cosa vedeva in questo breve viaggio? Lo vedeva molto probabilmente con uno che invece non gli bastò di scrivere, ma volle visualizzare, il giovanissimo Jacopo Bassano, che se era nato nel 1514 e non 10 come si dice, 14-15, allora aveva 17-18 anni, per cui arrivando a Bassano da est, vedeva lontano quei campanili tipo Ezelino, vedete nella nostra fuga in Egitto, io ho messo soltanto il nome dell'autore, in questo caso è logico che è Bassano, e il luogo dei quadri. Quello è un particolare della Pala di Borso, in cui c'erano questi castelli, ville, castelli, insomma, e poi soprattutto la flora locale, tra i quali allora, a quella data però, i ciliegi erano già senza foglie. La scoperta che ho fatto, che era sotto il naso, nessuno se ne era mai accorto, che nella paletta di Fara, che è una paletta giovanilissima di Jacopo, il 34, forse anche in parte di suo fratello, sullo sfondo, alla vostra estrema destra, vedete la città per la prima volta, un ritratto della città di Bassano visto da est. E quando l'imperatore la vede, dice dentro di sé: beh, insomma, lascio dietro i casoni, lascio dietro questi agglomerati e queste ville, e sempre vedeva questa curiosissima montagna che Jacopo idealizza rendendola appuntita, che è il Grappa, questo massiccio notevole che gli avrà ricordato un po' tutte le montagne dolomitiche che aveva passato finora. Ma chi gli sta dietro? Allora, abbiamo adesso una testimonianza finalmente resa pubblica, che da capogiro,
io l'ho vista nel maggio dell'altro anno, e sono i 7 arazzi d'Avalos, il duca d'Avalos che voi vedete in basso a sinistra, che partecipa alla battaglia di Pavia. La battaglia di Pavia è del 25, gli arazzi sono giusto del 31, forse del 33. Opera meravigliosa esposta finalmente ai musei di Capodimonte, che guardate è un'esperienza da non credere, perché la quantità di persone che abbiamo anche contato, non dico che sono 45.000, ma ti danno l'idea di un esercito composito ricchissimo, ecco, fatto di generali, di lancieri, di bombarde, addirittura si portavano dietro il mulo con la scimmietta per dire che si muoveva una città. Ma la stessa cosa posso verificare sulla pianta di Perille e di Hogenberg sulla famosa cavalcata che l'aveva portato Carlo V a Bologna a essere incoronato dal Papa. Eccole qua 2 versioni, una centrale, avete visto che c'erano i fanti, dietro, scusate un momento, c'erano quindi truppe composte da lancieri, da fureria, i lanzichenecchi elegantissimi, e ne abbiamo la prova nel 1520 con Beham e nel 1530 con Ofer, poi c'erano i cavalli, anche questi bardati, un'armatura di generale, e qui una delle più belle armature che siano state mai dipinte, quella di Vittore Carpaccio, che è di qualche anno precedente, ma siamo pressappoco nello stesso momento. Soprattutto ve la mostro perché in basso c'è l'ermellino che anche Carlo V usava e che poi aveva con sé il motto "Malo mori, quam fedari", preferisco morire piuttosto che tradire. Questo per dare la temperatura del momento. E lì probabilmente il giovane Jacopo fa le prime esperienze di questa strana cosa che è l'armatura. E nelle opere giovanili, sono andato a pescarle, ce ne sono, una andatela a vedere di sopra, c'è sia l'armatura del soldato di maggior livello o del comandante, sia quella con la cotta a maglie. Eccole qua, altre armature nel quadro di Tolosa, a sinistra la cotta a maglie, a destra l'armatura. Ma ricominciamo a leggere. Questa volta l'informativa viene dal responsabile diretto, non da uno degli addetti, e dice che è il Ser Zuam Memmo, che è podestà e capitano della Repubblica, che arriva alle ore 24. Abbiamo prima discusso le ore qua, è difficilissimo tradurle nel nostro rapporto contemporaneo. Questa mattina sono levato di questa terra con una bellissima compagnia di cittadini. Sono andato incontro alla Cesarea Maestà, sin sopra la campagna fra Bassano e Castelfranco, per miglia 3 lontano, ed approssimato per un tratto a Sua Maestà, io smontai da cavallo, gli baciai addirittura il ginocchio. Sua Maestà, postami la mano sopra la testa, mi fece una grandissima e umana accoglienza. Femmi poi rimontare a cavallo e appresso di quella cavalcando ragioniamo del viaggio suo e di altre cose piacevoli, fino al palazzo dei rettori. E questo è il momento importantissimo. Sappiamo esattamente il luogo dove Carlo V è stato accolto. Difatti si vanta il Memmo di averlo acconciato molto bene, di aver alloggiato anche l'altra gente. Ho ricevuto lettere anche dal Doge per poter creare l'approvvigionamento. Ma vi rendete conto che se, e lo dirà tra breve, in una nota che adesso leggeremo, oltre i 45.000 delle truppe, c'erano 10.000 cavalieri. Solo il pane, ma non solo, poi è novembre e i cavalli, sapete, si muovevano preferibilmente di primavera perché c'era l'erba che cresceva e davano da mangiare i cavalli. Quanto fieno potevano! Quindi era veramente una ondata, non uso la parola tsunami, ma una ondata che travolgeva tutto. Quindi lo stupore poi di bassanesi di vedersi arrivare questi neobarbari, perché era dall'epoca, non so, stamattina li abbiamo sentiti rinarrare, che lasciava a bocca aperta. Eccolo qua,
a un certo momento io penso che l'incontro sia venuto, vedete che c'è Castelfranco e Asolo, sia venuto circa sopra a Rossano, che è segnato nella pianta dello squarcione, e arrivano quindi a Palazzo Pretorio. Eccolo qui nella nostra mappa, la mappa è appena, quanti sono, 50 anni, mezzo secolo dopo, è pressappoco lo stesso. Eccolo qua, è importante che ve lo faccia vedere, perché vi faccio vedere che è il particolare della chiesa di San Francesco, perché ha una ragione ben precisa tutto questo. Eccola qua in un'altra mappa più antica, e il portale, che è posteriore, ma quello che è importante è che da questa foto si vede la scala, che sono andato anche mezz'ora fa a vedermela meglio, è pressappoco quella che verrà citata 2 volte, perché l'imperatore viene ovviamente portato a dormire sui piani superiori. Allora, sempre il Memo scrive: questa mattina partì Don Lopez de Soria, che era il suo alfiere, qual mi accertò che diman Sua Maestà, siamo già il giorno successivo, cioè il 1° novembre, il Sua Maestà toglierà il disturbo, perché dopo andrà a Sandrigo, come dire, guarda che ti libero presto, perché vi liberiamo la città da questa valanga di persone, perché se ne andremo. Sua Maestà manifesta il desiderio di andare a messa e lo vestono di saggio, di robon, di brocato d'argento, froderato questa volta di zibellini, e poi calzato di bolseghini, e vedremo che cosa sono. Sua Maestà già aveva detto, adesso manifesta, che si è trovato molto bene, perché già il Memo, come avrete visto e non l'ho letto, aveva detto che era così stanco che non vedeva l'ora di arrivare in un alloggio. Allora, cantata la messa, Sua Maestà tornò in palazzo e prese licenzia, e gli preparano da mangiare. Lì gli preparano un baldacchino più modesto, ma come d'obbligo, leggete le righe superiori, perché in San Francesco avevano creato per Sua Maestà, come era sua abitudine, un baldachin damaschin cremisin, sotto il quale Sua Maestà fece anche la comunione, perché la mattina dopo desidererà e si confesserà. Quindi abbiamo proprio delle persone che registrano tutto quello che succede. L'imperatore viene a mangiare a un certo momento insieme con tutti gli altri. E che cosa in questo disinar gli danno? E lì fu portato molte varie sorti di vivande, massime di pessi mandati dalla signoria nostra, cioè il doge non si scomoda, però gli manda il meglio, cioè gustò di buon appetito passere, gambarelli e ostriche. Compiuto il desinar, si lavò le mani e dopo prese la benedizione dell'arcivescovo che lo seguiva, che era l'arcivescovo di Bari, in presenza del duca di Ferrara. Proviamo a visualizzare tutto quello che è stato detto. Il saggio è simile a un robot che vedete in uno dei quadri di Jacopo Bassano. Gli interni di Zibellino, voi sapete che il mercato dei Zibellini era in mano ai veneziani della confraternita dei Varotari, che erano loro. E vediamo anche un ritratto di Lorenzo Dotto in cui l'interno è di Martora, ma insomma è sempre un mustelide di particolare pregio. E vediamo qui cosa potevano essere quei damascati che indossava nei 2 ritratti di Sessenegger e di Tiziano del 1530, poi fatti anche nel 32, ma insomma quando fu incoronato. E soprattutto i bolseghini erano questi qua. Questo è il damasco, e qui abbiamo l'uomo del guanto di Lorenzo Lotto e quello di Tiziano, per cui sappiamo esattamente come avessimo una fotografia, come era vestito il nostro imperatore. Alla Santa Messa in San Francesco la messa fu cantata. Allora il problema era cosa hanno cantato. Allora è uscito questo magnifico volume degli atti di un convegno di Carlo V a Mantova, che vi segnalo, in cui ci sono 2 o 3 articoli specifici per chi vuole essere interessato ancora a posteriori di questa illustre visita che aveva
se c'erano avrebbe riempito tutti i rotocalchi, che potete approfondire con le musiche che potevano essere suonate. Ecco un baldachin cremisin damaschin che ho trovato su Cima da Conegliano, ovviamente dedicato alla Madonna, ma poi veniva anche l'imperatore, e qui avete degli strumenti che possono essere suonati, cioè quelli a percussione, come anche Jacopo aveva fatto, a percussione, a fiato, e qui vi ho fatto un'antologia di tutti i possibili strumenti a corda che venivano suonati. Sapete che cercavano di evitare sempre quelli a fiato perché deformano, erano quelli di Pan, mentre quelli a corda erano quelli di Apollo, e quindi erano, a proposito di Apollo che è stato citato prima. E tra i pessi vediamo Massimo e Pessi. Nella cena di Cittadella c'è un bel pesce, ci sono i gambarelli, quindi sembra quasi che quando ha voluto impaicare Jacopo Bassano una cena in Emmaus così importante non si sia fatto altro che, poi queste carte saranno anche girate, ispirare a questo. Il baldachin che lì era lo usa nella seconda versione della cena Emmaus che si trova a Fort Worth, ma adesso vediamoli meglio. Eccoli qua, vedete i due piatti, ecco il baldacchino, che è qua. E nel caso di Fort Worth la cena è più frugale, ma sono state fatte uova sode, che sicuramente erano il piatto più comodo e più immediato, però se dietro arrivavano 45.000 persone, 10.000 cavalieri, cioè volevano almeno 40.000 polastri, dove li avranno trovati? E questo è un non senso, veramente, perché soltanto pensate il rumore, poi le deiezioni, cosa succedeva, per cui per quanto io queste cose vi faccio vedere alcune cose, per fortuna i quadri non sono profumati e quindi non sentiamo l'olfatto, e andiamo avanti per capire insomma come ci scambiamo delle porzioni molto piccole di realtà. C'è anche il vino, ma proseguiamo. Sicuramente quella di Cittadella è una passera, ma non è uno dei temoli del Brenta che Jacopo rappresenta nella famosa pesca che adesso è a Washington. Vedete qui i pezzetti che saltano fuori sono i temoli del Brenta. Del cardinale Grimaldi che gli dà la benedizione non ho trovato immagini, invece ne ho trovate del duca di Ferrara. Ma quale? Alfonso I d'Este, che muore nel 1934, che era un grande guerriero. Guardate quello stupendo quadro di Battista Rossi in due rappresentazioni, o è per caso il figlio che è il figlio poi di Lucrezia Borgia, in questo ritratto di Niccolò dell'Abate, Ercole II? Questo resta un dubbio, questo sì è da storici di ricerca per vedere, e credo non sia difficile trovarlo. La sera dell'1 eri la Cesarea Maestà che volle andare ai Vesperi in San Francesco. Dopo, la mattina dopo, fu consultato, si confessò, poi udita la messa andò in camera e disnò privatamente un fasan e una perdice, e dopo stette male tutta la notte e si tirò questa malattia, per cui eccolo qua, si è messo il toso d'oro dal quale non si separava mai, se lo era portato dietro, sì, perché era il simbolo stesso della potestà imperiale, inventato questo onorificenza dal suo nonno. Eccolo qua. E mi sono preso la briga di farvi vedere, ecco i fagiani, un fagiano dipinto da Giovanni Bellini nel Concilio degli Dei, sempre di Washington, un fagiano e una faraona da Cima di Conegliano, una bella fagianella dipinta da Giovanni Bellini, un fagiano che conciona con un coniglio, e poi una lepre. Ve lo dico perché nelle cronache si dirà che è arrivato alla fine di questo viaggio il nostro imperatore uccise una lepre, lui con le sue mani, e staccò un fico secco da un albero e lo mangiò, per dire che non sfuggiva nulla. E le pernici. La pernice, queste sono cotornici. Le pernici hanno tutta una simbologia, perché sono il simbolo della lussuria. Quindi
ricorderete la storia di Luigi XIV, che si lamentò sempre di mangiare pernici, e qualcuno disse: questo qua, il re, che già peccati ne aveva abbastanza, chissà quanti altri ne farà. Eccolo qua, in un quadro di Vincenzo Catena. Questa è proprio una pernice nostra, le altre sono coturnici. A un certo momento il nostro imperatore parte. Avevano già avuto da Lopez l'itinerario: Sadrigo, Montecchio Maggiore e la Cuca, che era una parte della mia conferenza, che però ho stralciato per non andare contro. L'imperatore ha sempre l'educazione di toccare, di levarsi il cappello. Eccolo qua il cappello, che mi sono dimenticato di farvelo vedere. Eccolo qua, un cappello molto elaborato, magari solo di cenno, ma lo fa. Ecco qua che rivediamo, scusatemi, ma ho avuto un attimo di defiance. E si dice che in capo al ponte, dice Colbachini, i cronisti dicono che si presenta, e lo ripete anche Memmo, un nobile locale giovane, Lazzaro del Corno, il quale gli fa una prolusione meravigliosa in latino, che piacque moltissimo all'imperatore, che educatamente l'accetta. Allora il Colbachini si dice: ma in capo al ponte cosa vuol dire? Io difatti è da questo che avevo studiato, perché si sa, questo ve lo documento adesso, che il ponte, dopo essere stato per alcuni anni di pietra, era tornato di legno dal 1529. Quindi quello che vedeva era pressappoco questo. I maggiorenti dei soldati li hanno messi in questa aula, ma dice giustamente il Colbachini, il 2 di novembre, con l'imperatore che è stato anche poco bene, diceva una sventoiata di quelle potenti, a sentire per quanto breve fosse questa orazione. Però bisogna calcolare una cosa, che quel 2 di novembre bisogna levare i 12 giorni, e quindi saremo verso il 20 di ottobre, che è già più accettabile. Ma anche questo è una curiosità che è al limite tra la presente e la storia, molto, molto seducente. L'imperatore comunque il 2 di novembre parte. Ecco qua, vi faccio vedere il ponte dopo il 29, dal famoso affresco sparito in Palazzo Pretorio, ma rilevato nel 1759, mi pare, era questo che vediamo in una perizia del 1557, quindi pochissimi anni successivi. E qui avviene questo fatto di questo personaggio, del quale invece il Bretari la suona l'anno prima. Bacchini dice che sbaglia, invece questa volta il Bretari dice la verità. Cioè tutte le fonti dicono che Lazzaro del Corno ha fatto questo, e che poi il 9 di novembre, quando l'imperatore ha finito il suo viaggio e resta ospite vari giorni alla corte di Mantova, gli manda e lo fa conte palatino. Se pensate che tutti i vicentini che lo ospitarono gli fece solo cavalieri, è stata diciamo così, un segno di distinzione altissimo. Ma una nota che era sfuggita a tutti, a me per primo, è questa, che questo diploma, siamo partiti a cercarlo soltanto giovedì e non l'abbiamo trovato, è qui all'Archivio di Stato. Allora, sì, se allora lo dice il Bretari, se noi riusciamo a trovare questo documento, tagliamo la testa al toro, che effettivamente il discorso di Lazzaro del Corno è stato fatto. D'altra parte non poteva non essere, perché Lazzaro del Corno si fa affrescare nel 39 la sua casa di Piazzotto Montevecchio con quella criptica squadernata di sottointesi biblici e rimandi zoologici che stanno sopra, solo perché evidentemente aveva messo su arie, perché gli avevano conferito anche il diritto di poter riconoscere figli legittimi e di dare grazia. Ecco, quindi quel giorno che noi, caro nostro, noi troveremo questo documento, avremmo buttato giù veramente un pilastro della storia. Non è neanche difficile il notaio Giulio Gosetti, tra l'altro. Ecco, allora io anche in ringraziamento
della presentazione che mi hai fatto ti passerei il testimonio, perché è giusto con quello che hai fatto per gli archivi di Bassano che la gloria sia tua. Guardate che la mia è stata una scoperta fortuita. Comunque dobbiamo immaginarsi dalla parte di Angarano l'imperatore tutto contento, anche se sta male, ma è colpa sua perché ha mangiato un fagiano e una pernice intera, a passare sotto l'arca in cui c'è la dedica di Grimani che un anno prima aveva fatto l'arco di conclusione. Vedete là, si legge la scritta, tu che la vedi più grande la riesci a leggere, no? Ecco, io qua non la leggo. Ecco. E quindi, eccolo qua. Poi il Lopez, che aveva dato l'itinerario, dice che ci mettono 12 miglia per andare a Sandrigo, ed è giusta la distanza, poi 13 per andare a Montecchio e altri 12 per andare alla Cuca, poi attraversano l'Adige, vanno a Isola della Scala, che sapete praticamente è lì fuori dalla porta. Il problema è che c'è questa nota di Sanudo, il quale dice, ma bisognava provvedere di pan, di vin, di carne ogni giorno, avevano detto che carne ogni giorno, per sfamare 45.000 bocche e 10.000 cavalli. Allora, polastri, caponi e vitelli, quelli i cavalli non li mangiavano fieno, il resto lo mangiavano le persone. E il tutto doveva essere pronto per partire da qua. Ecco, questa è veramente una riflessione che ci viene dal passato per vedere, ma sono cifre autentiche, perché tutto il resto è tutto estremamente credibile, riscontrabile e visualizzabile. Qui io vi ho fatto vedere che le galline di Jacopo erano le figlie di Polastri che avevano avanzato, perché non li avranno mica mangiati tutti, se no si estinguevano le specie. E su questa immagine di Don Lope de Soria, commissario delle genti imperiali, vedete un tratto della mappa in cui da Bassano alla vostra destra si parte verso Sandrigo, si aggira Vicenza, se no la travolgevano in tutte le maniere, e comunque si arrivano alle tappe finali di quest'uomo che si è mosso dappertutto. Tant'è vero che già nel 1530, qui vedete Sandrigo e Bolzano Vicentino, quindi sono identificabilissimi, già nel 1530 era rappresentato da Parmigianino come l'uomo padrone del mondo, lui insieme con i suoi vessilli di corteo. Grazie. Con la ben nota ricchezza di particolari e anche direi appunto di grande capacità espressiva e narrativa, appunto Fernando Rigon ci ha portato in un mondo che è così vasto di argomenti, di temi, di suggestioni, di immagini, anche di documenti, un po' come sempre impressiona. Sono rimasto colpito, ma resteranno anche l'amico Franco e così, che a suo tempo parlavamo della grandiosità della discesa di Federico II con i suoi 10.000 cavalieri su destrieri eccetera alla volta di Verona, e facevamo i conti di quanto è lungo un destriero, quindi andando su strade strette, ecco quanti chilometri avrebbe occupato, e poi quando procedevano all'assalto di una città, no, che frastuono dovevano fare. Ma ricordo anche l'uscita degli austriaci da casa Bombardini, e i bassanesi lamentavano il puzzo di cavallo che era rimasto in città. Bene, grazie infinite di questo colloquio, di questa conversazione che ci lascia come sempre molto, arricchiti. Ora Francesco Tessarolo. Francesco ha insegnato storia e filosofia al liceo ginnasio statale Brocchi, presidente della Federazione Italiana Volontari della Libertà, e fa parte anche del direttivo dell'istituto storico, quello della Resistenza e dell'età contemporanea, quello della provincia di Vicenza in particolare. Ecco, rammento, voglio ricordare appunto quella che è la sua trilogia di libri
dedicati a Bassano in quegli anni del 43, 44, 45, no? Ecco, che penso che tutti quanti abbiano in biblioteca, ecco, La guerra in casa, La strage annunciata, cos'è poi La pietra sopra tutto questo anche, no? È un po' un animatore del programma dei venerdì della storia che conduce la biblioteca civica di Bassano. In esso, altro appuntamento importante, ma questo se lo ricordano molti bassanesi dedicati all'economia, alla storia dell'economia, anche quella pagina dedicata alle smalterie e metallurgia veneta. Bene, credo di aver detto un po' tutto, no? Ecco, perlomeno, perché devo abbreviare, ecco, mi hanno detto di stringare, proprio di stringere, bene. Allora, in particolare, se lo trovo il foglio, perché, ecco, testo Francesco, allora, a grandi industrie, quindi ritorniamo nel tema della metallurgia, diciamo, e smalteria, ecco, le grandi industrie a Bassano. Ecco, grazie. Mi inserisco rispetto alla relazione precedente, presentando anche in questo caso una dimensione di grandezza che riguarda non solo le industrie ma anche l'universo. Argomenti che attraversano la storia bassanese. Ecco, per cominciare, avete visto poc'anzi la supernova che è stata scoperta il 23 febbraio del 1987 a 168.000 anni di distanza. E in precedenza era stato Keplero, 400 anni prima, che aveva fatto una scoperta simile. Ecco, queste supernove che nascono molto lentamente, ma numerose allo stesso modo nell'universo, fanno un po' da sfondo alla storia che riconduciamo sulla Terra. È una breve distanza di tempo, quant'è, vedete, la Bassano del 1920, dove è evidente la presenza a est della ferrovia del Parco del Genio militare, rimasto alla conclusione del conflitto. È proprio qui che la foto del 1924 viene avviata la costruzione delle smalterie. Solo un anno dopo, su una superficie di 16.000 metri quadrati, verranno avviate le produzioni che arrivano dalla grande famiglia dei Westen, che già aveva 7 fabbriche distribuite nella Mitteleuropa e che con la fine del conflitto si trovano a vedere, anziché un anticipo della comunità europea, qual era l'impero austro-ungarico, tante piccole nazioni dove le possibilità di espansione erano ridotte. Ed è proprio questo il motivo che spinge i Westen ad arrivare a Bassano. Portano con loro una tecnologia che parte da materiali poveri, sabbie, lamiere, ma che produce pentole in acciaio porcellanato. Ci soffermiamo per un po', a cominciare proprio da queste immagini, tutte datate intorno agli anni 50, dove si vede la somma di minerali che vengono prima fusi a 1200 gradi, poi raffreddati istantaneamente nell'acqua fino a formare dei piccoli grumi che vengono a loro volta macinati e disciolti nell'acqua. Ed è proprio questo lo smalto che veniva utilizzato per ricoprire le pentole, e non solo pentole, no, materiale più nobile, ma anche, lo si vede qua, vasi da notte. Se oltre ai vasi da notte, sempre riferito al lavoro di Westen, aggiungiamo Brocca e Catino, è inutile sottolineare che per molti anni, almeno fino agli anni 50, questa
vasi da notte, brocche e cattino era la realtà universalmente diffusa. Comunque, una volta realizzati questi prodotti, venivano fatti cuocere a 800 gradi in forni continui, e a Bassano venne inventata questa formula che poi si espanse anche nelle altre industrie dei Western, e la cottura dello smalto ne faceva il prodotto finito. Però, oltre a questo aspetto, del quale bisogna dire che bisogna dire che i Western avevano una specie di monopolio, perché avevano un segreto di fabbrica rigidamente tenuto, ed è stato così fino al secondo dopoguerra, quando la Bayer invece ha distribuito i prodotti che vi ho detto liberamente. Ebbene, la grandezza della fabbrica arrivata a Bassano, oltre che su questi aspetti, ed è il termine più noto smalteria, si fonda anche su aspetti, appunto, diceva Gianni, metallurgici. E per capirlo lo vediamo da questo filmato del 1923, girato a Olkutz, in una fabbrica polacca, diventata polacca da breve, dove si vedono proprio le tecnologie che 2 anni dopo arriveranno a Bassano. Si parte dalla lamiera, se ne ricavano dischi, questi vengono imbutiti, come si dice tecnicamente, per ricavarne dei recipienti cavi. E come vedete la tecnologia è già molto avanzata, e da precisare che la macchina che vediamo qui, la pressa multipla, si ritrova di lì a poco anche a Bassano. È la stessa, o almeno lo stesso principio di funzionamento. La foto è del 50, quindi a distanza di 25 anni era ancora utilizzata ed era ancora così. Tutte attività che richiedevano un'enorme quantità di manodopera. E qua vedete la crescita che arriva fino al 50, anno al quale bisognerebbe aggiungere il 1960, quando gli operai delle smalterie sono 2000. Ecco, ripercorrendo per immagini la storia metallurgica, ritroviamo anche a Bassano i fogli di lamiera, le macchine per ricavarne dischi attraverso tecniche di tranciatura, le presse per ricavare i corpi cavi, non solo pentole, ma e dopo, per avere la forma bombata delle brocche di cui si diceva prima, occorrevano questi torni a lastra, abbastanza particolari e, aggiungo subito, difficili da utilizzare. Ebbene, nel 1925, a Bassano, dal punto di vista metalmeccanico, non c'era assolutamente nulla. C'erano tecnologie antiquate, datate, che servivano per le filande, per i laboratori di ceramica oppure per le concerie, ma risalivano a secoli precedenti. Non c'era stata grande evoluzione. Invece, subito da dire che proprio per questo motivo le smalterie facevano tutto in casa, con un procedimento che oggi si direbbe di verticalizzazione. Per cui fondamentali erano le officine, dove venivano preparate le forme, i punzoni, le matrici, tutto quello che serviva per la produzione. E qui allora bisogna dire, vedete, saldatori, fresatori, prima abbiamo visto in primo piano un tornitore. Le smalterie sono state per il nostro territorio l'università, perché è qui che hanno mosso di fatto i primi passi le industrie che nasceranno per gemmazione, dicono i tecnici, dalle smalterie negli anni 50. Basta nominare la Pedazzoli, la Facme, l'Alpes, la Samet, la Lametal.
Seconda cosa, sempre metallurgica, si legge in questa immagine. Siamo già dopo la seconda guerra mondiale, perché quella in secondo piano è una pressa clearing che arrivò a Bassano con il piano Marshall. In precedenza era stata utilizzata dalla Ford di Detroit. E subito la potenza della pressa suggerisce ai tecnici delle smalterie di realizzare le vasche da bagno per pressatura, mentre in precedenza erano sì di lamiera porcellanata, ma venivano saldate. Veniva realizzata la parte più lunga e poi i due livelli, le due parti del rettangolo più corte venivano saldate. Tra parentesi, abilità massima nella saldatura, competenze, tecnologie, maestranze raffinatissime. Qui il tentativo di realizzare per imbuttitura, per pressa la vasca, si legge nelle vasche in primo piano, dove vedete ci sono grinze, deformazioni dovute al fatto che la lamiera di acciaio non sopportava queste che si chiamerebbero imbuttiture profonde. Di conseguenza bisognava prendere una a una queste vasche, metterle di nuovo nel forno perché la lamiera si ristendesse, tornasse malleabile, tra virgolette, plastica. Ecco, andando a questa immagine degli anni 60, si vede invece che la stessa pressa riesce con un colpo solo a fare la vasca da bagno, mentre quella in primo piano semplicemente rifila e borda il risultato. Bene, tutto questo è stato possibile perché i tecnici delle smalterie andavano ripetutamente nelle fonderie, nelle acciaierie, soprattutto in Germania, a chiedere un tipo di acciaio che resistesse, fosse tanto plastico quanto robusto. Per cui ci fu un'interlocuzione ripetuta che portò al risultato che abbiamo oggi, dove ci sono decine di tipi di acciaio a seconda dell'uso che si vuol fare. In conclusione, per questa prima parte, competenze tecniche e maestranze molto avanzate, che hanno a che fare con quella supernova che abbiamo visto prima, ovvero con i raggi cosmici che derivano da fenomeni come supernove oppure buchi neri, oppure realtà che hanno una dimensione a livello del nostro universo. Ebbene, questi che si chiamano ancora raggi cosmici, ma in realtà sono particelle composte da protoni, nuclei di elio, nuclei di altri elementi pesanti, cadono continuamente sulla superficie terrestre. Attraversando l'atmosfera si frantumano, decadono in particelle minori. Ebbene, il primo che indagò questi raggi è un fisico romano, 1911, e costui immaginò che derivassero dal nucleo terrestre, per cui fece dei sistemi di rilevamento portandoli in profondità di 300 metri sul livello del mare, e invece di vedere un aumento vedeva una diminuzione. L'anno dopo un fisico austriaco che prese il premio Nobel proprio per questi studi, invece di guardare verso il centro della Terra, guardò verso il Sole, immaginando che derivassero appunto dal Sole. E per questo motivo caricò i sistemi di rilevamento su una mongolfiera un giorno di eclisse solare, salendo in altezza, in altitudine, e verificando che invece di non esserci a causa della eclisse, non solo erano presenti, ma salendo aumentavano di intensità e di numero. Ecco, su tutti questi argomenti è fondamentale a livello mondiale la figura di Bruno Rossi, di famiglia ebraica veneziana, che studia prima a Padova e poi a Bologna, vince il concorso di assistente all'Università di Firenze e comincia le sue indagini proprio sui raggi cosmici.
facendo un'operazione molto furba, perché allora si fotografava, cioè si riusciva a rilevare solo l'esistenza. Qui invece abbiamo un passo notevolmente in avanti. Ecco. Quello che sentite era un rilevatore Geiger che, quando c'è una sorgente di radioattività, produce questo tintinnio. Ebbene, disponendone più di uno in sequenza, usando un circuito elettronico per sapere se c'erano coincidenze, il nostro Bruno Rossi riuscì a determinare molte proprietà dei raggi cosmici, tanto che nel convegno di fisica nucleare del 1931 a Roma, organizzato da Fermi, che vedete al centro del gruppo, inaugurato da Guglielmo Marconi, con tutti i fisici più importanti del mondo, 2 sole donne, Maria Curie in abito scuro, e poi a fianco di Bruno Rossi, che è il secondo asterisco, sarà Lise Meitner. Ebbene, a questa importante conferenza il primo che parla è proprio Bruno Rossi, perché i temi della fisica nucleare stavano avanzando a velocità importante e Bruno Rossi era all'avanguardia per gli studi sui raggi cosmici, che si cominciava a capire essere particelle atomiche o anche subatomiche. Non solo, nel 1933 è lui che immagina un esperimento importantissimo, che è quello di usare il campo magnetico terrestre per capire la carica dei raggi cosmici. Quindi va ad Asmara in Eritrea, siamo più vicini all'equatore, e fa i suoi studi. Questa è la carta quotidiana che usava per indicare a diversi gradi se le radiazioni cosmiche aumentavano, diminuivano e via via via. Bene, siamo nel 1933, nel 1934 viene pubblicata nella rivista La Ricerca Scientifica una serie di articoli che riassumono i risultati degli studi che vi ho detto. Nel frattempo Bruno Rossi era arrivato a Padova e aveva come assistente questo giovane. Tra l'altro questo giovane figura nell'elenco sotto di coloro che avevano firmato gli articoli divulgativi. Era figlio di un capitano dei carabinieri, perde la madre quando è ancora bambino, segue il padre a Conegliano, Legnago, Asiago, Verona, Vittorio Veneto, Voghera, dove è sfollato dopo Caporetto. C'è stato il conflitto Cittadella, Feltre, Padova, dove si iscrive appunto a fisica. Appena laureato, un documento successivo è esattamente nel novembre del 28, diventa assistente e ne vedete già il nome, Giovanni Bottecchia. E da aggiungere che, tornando al Bruno Rossi che abbiamo visto prima, l'Istituto di Fisica di Padova, adesso voglio acabare veloce, comunque ci riesco, l'Istituto di Fisica di Padova era ancora ospitato al Bo, quindi c'erano 2 aule, un corridoio con tutte le attrezzature a destra e a sinistra, un laboratorio ricavato in soffitta, ed è proprio per questo che Bruno Rossi mette da parte gli studi e si dedica a chiedere, ottenere, progettare il nuovo istituto di fisica che è in via Marzolo. Siamo nel 1934, la foto che vedete qui è del 1937, quando viene inaugurato l'istituto di fisica. Qui sulla torre ci mette il suo bel rilevatore di raggi cosmici, ma va anche molto più in là, invece di andare ad Asmara, fa realizzare un potente elettromagnete. Ecco, in questa vicenda di progettazione e
costruzione dell'Istituto di Fisica, probabilmente ha partecipato anche il suo assistente Giovanni Bottecchia, tant'è vero che di lì a poco mette da parte fisica e si laurea anche in ingegneria, e lo ritroviamo in questo annuario del 44-45, assistente di costruzione di ponti e strade. La storia è famosa, sposa una delegata di Azione Cattolica di Cittadella, avranno 7 figli, non ve li elenco, insieme col cognato apre le officine di Cittadella fondamentali. Lo ritroviamo sindaco di Bassano al momento in cui viene conferito alla città la onorificenza al valor militare. Tornando a Bruno Rossi, vi dicevo di origini ebraiche, è lui stesso che scrive nel settembre del 38 le leggi razziali. Appresi che per effetto di questi decreti non ero più un cittadino del mio paese e che in Italia la mia attività di insegnante e di scienziato era terminata. Risultato: è costretto a lasciare l'Italia, emigrerà alla fine negli Stati Uniti, dove collaborerà con Fermi, addirittura anche al progetto Manhattan. Al suo posto arriva Antonio Rostani e, finita la guerra, vengono ripresi gli studi con circostanze che meritano essere approfondite. Qui siamo ai piani di Fedaia, si vede al centro del pianoro il rifugio Fedaia, che ho trovato nel 49, fu una delle tappe del campo mobile degli scout di Bassano, e qualche anno prima, nel 47, la SADE aveva chiesto di potervi costruire una diga. Nel 55 c'è un film che ho trovato, tedesco, di un autore altoatesino, che è ambientato per metà nel cantiere, e siccome ci serve, uso ancora pochi minuti per vedere il film, se funziona. Ecco, si è intravisto il ghiacciaio, adesso vado avanti, ma soprattutto si è intravista questa costruzione ai piedi del rifugio Castiglioni, che ritroviamo in queste immagini dei primi anni 50. Allora c'era già il cantiere della SADE e una delle costruzioni viene adibita a laboratorio per i raggi cosmici. Vi lavora un assistente del professor Rossi, che è Pietro Bassi, che rimane in questo capanno per anni facendo rilevamenti con la grande magnete che abbiamo visto prima, accompagnato di volta in volta da un assistente. E uno degli assistenti, nel novembre-dicembre del 50, è quello che conosciamo, collega di Gianberto, professore e anche di partito politico, il professor Lucio Ies, che poi si laurea, avrà tutta una storia che qui sulla quale non mi soffermo, ma diventa appunto in seguito assistente di fisica, ed è per questo motivo che lo troviamo qui. Aggiungo, così arrivo quasi giusto alla conclusione, aggiungo che quel Pietro Bassi era il punto di riferimento anche in America, ed era andato in America nel 1953, quando al convegno dei fisici americani era stata illustrata una macchina. Questa è la macchina.
si chiama tecnicamente camera a bolle. Dal punto di vista del suo principio di funzionamento, dico soltanto che era a base di propano che veniva portato quasi all'ebollizione, solo che l'ebollizione veniva bloccata, sarebbe stata a 136 gradi, da 20 atmosfere, per cui tenendo il propano prossimo a evaporare, no, all'ebollizione, qualsiasi raggio cosmico lo attraversasse il liquido lasciava la scia di bolle che vedete qua. Era un'invenzione americana che il professor Pietro Bassi porta a Padova. Questo è il primo modello e questo è il secondo modello più evoluto, che come vedete permetteva un'indagine molto più raffinata e completa. Ecco, il professor Yes, assistente di fisica, aveva la madre che lavorava alle smalterie come impiegata, perché nel 1941 aveva perso il marito. Di conseguenza il professor Yes che dice l'assistente Yes che dice a Pietro Bassi: guarda che le smalterie possono fare la macchina che qui vedete, ed è così che accade. Per non dilungarmi troppo, aggiungo che questa macchina nel 1954 finirà a Ginevra come base di partenza di quello che sarà il CERN, il Centro Europeo di Ricerche Nucleari, che poi si evolverà e forse ne accenneremo. Certo è che al Capanno di Fedaia arrivarono 1, 2, 3 premi Nobel, più ci arrivò nell'estate del 54 anche Enrico Fermi, che aveva voluto fare l'ultimo viaggio in Italia quell'estate, ospite a Pera di Fassa di Edoardo Amaldi. Ecco, questo è un po'. La storia poi va avanti e per concludere velocemente, così sono quasi giusto, mi pare, ecco, torniamo alle smalterie. Quella competenza che abbiamo visto finire al CERN di Ginevra aveva permesso alla fabbrica di via Trozetti di realizzare un frigorifero efficace nel 1937 e nel 1957 questa lavatrice che vedete qua. Funzionava con i due cestelli separati e prendeva come modello una lavatrice Hoover che aveva lo stesso principio che vedete qui in basso, solo che le lavatrici che poi andarono in voga avevano un unico cestello per lavare e asciugare, e prendendo queste come modello nel boom economico fine 50, primi anni 60 vedrà l'esplosione di decine di fabbriche di lavatrici. Le smalterie in questa esplosione non ci sono e il motivo si legge qua. C'è il piano quadriennale dove si dice dovremmo investire 80 milioni del 59 per avere una produzione di 20 macchine al giorno con 2 operai per macchina, cosa che non viene fatta, e si cerca invece di ammodernare la produzione delle pentole smaltate. Stesso anno siamo a Brugherio, dove la Candy aveva aperto uno stabilimento apposta per costruire lavatrici. Qui vediamo in visita il Milan con un certo Altafini al centro. Ebbene, qui si producevano 2500 lavatrici al giorno, non le 20 delle smalterie, e un operaio ne avrebbe prodotte 5 in un giorno. E invece alle smalterie la previsione era di una lavatrice in 2 giorni. Questo è. Grande industria la Candy, così concludo, grande industria la Zanussi, che ha vari principi. Uno, il più importante, è l'organizzazione modello americano
importata a Porcia, nello stabilimento che avete visto prima. Seconda è Lino Zanussi, lo vedete con l'asterisco, e tutti gli altri sono i suoi dirigenti, che prima cosa sceglieva i migliori. E infatti c'è un professore dell'Università Bocconi che ha scritto varie opere sull'organizzazione dell'azienda. C'è poi quello che avete a destra è un inventore geniale, che abbinò anche il design, e la fortuna della Zanussi è legata anche a questi aspetti. Prima cosa, quindi, scegliere i migliori. Seconda cosa, lasciare loro carta bianca. E questo è un principio che, quando c'è il fallimento delle smalterie e arriva la Zanussi, da Pordenone arriverà pari pari a Bassano. Tant'è vero che lo ritroviamo in quest'altra immagine, datata 2003, da Zanussi. Nell'84 arriva non un fallimento, ma viene svenduta all'Electrolux per una serie di problemi. Accenno solo a un fatto: nel 46, quando muore il padre, la fabbrica che Lino Zanussi prende in mano ha 100 operai. Quando muore lui nel 68 ne ha 13.000. Ecco, poi continua a crescere a dismisura, accorpando cose molto diverse, e si troverà a corto di finanziamenti bancari, per cui arriverà l'Electrolux nell'84. Quindi la fabbrica di Bassano viene venduta all'Ocean, che però mantiene le figure che vedete qua. E nel 99, dico solo che l'Ocean entra in crisi economica, finanziaria, perché aveva acquistato la Moulinex francese allo scopo di avere tutto il mondo degli elettrodomestici. Risultato, la Moulinex francese fu un buco profondo, del quale vennero incolpati i due fratelli Nocivelli, che però dopo 10 anni si dimostrò che era colpa dei dirigenti francesi che avevano falsato i bilanci. Nel frattempo, purtroppo, i due erano morti di crepacuore. Comunque i Nocivelli tennero i dirigenti della Zanussi, e altrettanto fece la Baxi quando nel 99 rilevò lo stabilimento di Bassano che i Nocivelli avevano messo in vendita. Risultato, vedete qui, più in alto riconoscete l'attuale amministratore delegato, l'ingegner Favero. Davanti a lui c'è il cavalier Del Grosso, poi c'è l'ingegner Basile, amministratore delegato. Abbiamo conosciuto tutti e ricordiamo con piacere Dino Boesso, che era a capo del personale, l'ingegner Vettori, Mario Taglia, che era nel settore del commercio, e Bavaresco, che era nell'amministrazione. Ebbene, Bavaresco, Taglia, Vettori, Boesso e Del Grosso venivano tutti dalla Zanussi e avevano imparato a lavorare alla Zanussi. Adesso li vediamo nel 2003 a festeggiare la 400.000esima caldaia prodotta. Quindi grandi industrie a Bassano, ma anche grandi nomi e una grande tradizione che, data quest'anno, non a caso 100 anni. Grazie. Un grande panorama anche quello di Francesco nel mondo dell'economia, ma non solo dell'economia, della produzione, quindi dell'industrializzazione. Bassano ancora una volta appunto al centro di molti interessi, no? E non solo, animatrice anche di molti interessi, vedo, no? E quindi di grandi capacità, di grandi movimentazioni. Anche successivamente e ancora oggi ce lo auguriamo appunto che continui questa fortuna, diciamo, in un ambito produttivo ed economico. Bene, arriviamo ad altra relazione, Gianni o Giovanni, Gianni Tasca. Bene, Gianni Tasca
che dire, io vado a cercare, appunto, c'è un giornale del 2019 che parla di Tasca che racconta la Bassano di ieri e di oggi. Dice, no, ecco. Beh, di ieri e di oggi, di ieri cominciamo, appunto, ha fatto il sindaco 1986-1995, dopo una gavetta, vero, tipicamente democristiana, no? Ecco, di ben 6 anni come vice sindaco, e non solo, altre funzioni di partito, credo, appunto, la politica. Sicuramente possiamo dire che all'epoca, appunto, fare politica significava impegnarsi effettivamente molto e notevolmente per preparare una strada, cosa che forse oggi, diciamo, non c'è più. Infatti lui dice adesso è fuori dei giochi, no, della politica, ma è una politica, dice lui, e me l'ha detto anche poche sere fa, no, in cui non mi riconosco più. Dice, ecco. Bene. Da sindaco, lo voglio ricordare, ha fatto nascere diverse istituzioni sociali, no? Come le cooperative. Ricordo la Ferracina è nata nel tuo periodo, mi pare, Bassano Solidale, Avvenire. Ecco, quindi per l'inserimento, appunto, di persone disabili, magari anche per aiutare proprio effettivamente la gioventù a crescere, appunto, a rimanere solidamente nell'alveo, diciamo, di una buona tradizione. Non sono i soldi, diceva, mi pare che dica, che abbia detto in una circostanza, ma è il lavoro che dà dignità alle persone. Mi trovo perfettamente d'accordo. Ecco, per una scelta, direi, ma anche per un appoggio importante, che lo di senatore Pietro Fabris, no? E per una anche formazione politica, diciamo, altrettanto importante, è stato quello che è stato per Bassano. Questa per rispondere a una domanda, perché ha fatto il sindaco, diceva qualcuno. No, ecco, per queste ragioni ritengo io. Ecco. Oggi è presidente del Comitato per la Storia di Bassano, costituito questo comitato nel 1980, per volontà sempre del compianto senatore Pietro Fabris, presieduto da lui oggigiorno, e ci auguriamo che porti avanti altre iniziative, non solo il completamento della storia di Bassano che abbiamo avuto. C'è una parte economica che forse ancora dovrebbe essere analizzata e approfondita, no? Bene, è l'augurio che ci facciamo, lo lasciamo a lui. Grazie Gianni. In questa circostanza ritorna una politica in cui non si riconosce, dice, no? Partiti in democrazia, le istituzioni locali tra gli anni 80 e 90, ma in quegli anni sì ti riconosci. Sì. Ecco, perfetto. Va bene, grazie Gianni, troppo generoso. Avete parlato di Gianberto Petroello come professore di filosofia, come la sua seconda passione come storico, e la sua terza passione, forse anche la prima, era la politica, perché comunque quando lo incontravi si andava a finire sempre in politica, almeno con me, non so con gli altri, ma penso che comunque non cambiasse molto. Era un uomo del Partito Repubblicano di Bassano, è stato moltissimi anni in Consiglio Comunale ed è stato nel periodo in cui io ero o assessore o sindaco di questa città. Ci sono molti aneddoti, non sto qui, ne ricordo qualcuno perché credo sia anche interessante. Prima ho visto che è stato nominato l'ingegner Bottecchia. L'ingegner Bottecchia è stato capogruppo della Democrazia Cristiana a Bassano per svariati anni, no? Francesco. E ricordo gli incontri-scontri in Consiglio Comunale fra Gianberto Petroello, epici, Beppe te lo ricordi, e l'ingegner Bottecchia. Logicamente erano su varie cose, a volte anche sul pensiero politico, non solo sulla concretezza degli atti amministrativi che venivano nel Consiglio Comunale. Però ricordo una cosa, al di là degli scontri che avevano, alla fine c'era una grande amicizia, perché ricordo, e le ho viste, lettere fatte dall'ingegner Bottecchia oppure dallo stesso professor Petroello, di scuse, magari del linguaggio usato in quella sera in Consiglio Comunale, cose che non succedono più oggi,
veramente erano dei politici, si può dire forse avversari, ma con profondo rispetto della persona e delle loro idee. Gianberto Petoello poi nella sua attività politica come capogruppo del Partito Repubblicano, mi ricordo che assieme abbiamo fatto venire il senatore Spadolini, non so se allora era addirittura forse era presidente del Senato, sì, che è venuto a Bassano, non mi ricordo se era il 90, comunque all'inaugurazione del restauro, perché abbiamo chiuso, se vi ricordate, fino agli anni 80, il Ponte Vecchio era aperto alle auto e l'ho chiuso io nell'88. Chiuso io nell'88 con un pretesto, perché sai, i commercianti magari avevano qualcosa da dire, e l'abbiamo chiuso e poi è stato fatto un restauro. E alla fine di questo restauro abbiamo chiamato il presidente del Senato, l'allora Giovanni Spadolini, all'inaugurazione di questo ponte. Diciamo che comunque all'interno, che quando ero sindaco io, il Gianberto Petoello dai banchi del Consiglio Comunale aveva sempre la capacità comunque di promuovere la città, perché era innamorato di Bassano, e quando parlava dava sempre delle note positive, dei consigli anche all'amministrazione, spesso accettati, altre volte non si poteva, soprattutto per il portafoglio, perché sapete che comunque i comuni hanno anche un bilancio, le idee sono belle ma non sempre si possono realizzare. E quindi veramente è stato un contributo importante per questa città. Ma poi anche dopo essere stato consigliere comunale, credo all'interno di questa, sia dell'archivio, ma anche all'interno di queste mura, l'abbiamo sempre visto lavorare molto. Cos'era quella realtà politica di quegli anni, degli anni 80-90, che è stata una fase di chiusura, diciamo, di un'epoca e di transizione verso un'altra epoca, che è quella di oggi. Innanzitutto Gianberto Petoello è innamorato della Costituzione italiana, la citava spesso nei suoi interventi in Consiglio Comunale, e l'organizzazione politica e istituzionale di quel periodo era così composta, forse qua, visto che l'età, dovremmo ricordarcela. L'articolo 49 della Costituzione diceva che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Peccato che questo articolo lasci la possibilità di muoversi oggi come si vuole. Non è stato mai ben definito poi nei suoi particolari. Però da questo sono nati dal dopoguerra i grandi partiti popolari che abbiamo visto fino al 1993-94, che era il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista con varie sessioni, il Partito Socialdemocratico, PSUP, eccetera, eccetera, il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, il Movimento Sociale. Quindi c'erano dei partiti che allora facevano milioni di iscritti. Adesso saranno qualche migliaio in Italia forse. Pensate che forse la Democrazia Cristiana in quegli anni aveva 1,2 milioni di iscritti, il PC forse di più, credo 1,5 milioni, 300.000 comunque li aveva il Partito Socialista, 100-150.000 il Partito Repubblicano. Cosa servivano questi iscritti? Erano la cinghia di trasmissione tra la volontà popolare e le istituzioni. Questo erano. Perché i partiti di allora erano veramente partiti democratici, cioè avevano uno statuto dove ogni 2 anni, massimo 3 anni,
si celebravano dei congressi su delle scelte politiche dove il paese doveva andare, che oggi non esiste più. E questo dava la possibilità di poter portare avanti delle idee politiche dal basso, perché con una base così ampia di iscritti e soprattutto celebrando congressi su tesi sia ideali ma anche economiche, si poteva poi portare nei governi successivi la possibilità di concretizzare queste idee, che spesso poi, soprattutto parliamo dagli anni 60 in poi, erano governi diciamo come si dice, con più partiti, no? Sono nati i governi di centrosinistra, quindi c'era il Partito Repubblicano, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Socialdemocratico, e dove si mediava logicamente poi all'interno di questo mondo politico le scelte sociali, economiche, eccetera, del paese e anche delle città. A Bassano c'era la stessa cosa, in piccolo, no? C'erano i partiti, e a Bassano, io ricordo nei miei anni, la Democrazia Cristiana aveva 1200 iscritti. Oggi vorrei sfidare, non so, i partiti che ci sono oggi, vedere quanti iscritti hanno. Qualche decina forse, 100. Cioè c'erano sezioni in tutta la città, dalle varie frazioni, eccetera, c'erano i segretari, c'era tutta una democrazia interna a questi partiti che oggi non esiste più. Com'era l'organizzazione istituzionale invece? L'organizzazione istituzionale fino al 1993 c'erano le elezioni amministrative. Diciamo che allora la normativa poi su cui si eleggevano i comuni e anche le province era costituita da normative un po' confuse. Era la legge comunale e provinciale, era un testo poi che era così. Mi ricordo che quando io sono stato eletto consigliere comunale, la prima cosa che mi hanno dato è stato sto malloppo che dovevo studiarmi, e poi anche qualcuno mi faceva delle domande. Era abbastanza confusa, diciamo, perché veniva ancora da leggi ottocentesche e da leggi degli anni 20, anni 30. Insomma. Il sindaco e la giunta da chi erano eletti? Vi ricordate? Professor Pin, da chi era eletto il sindaco? Domanda. Allora i consiglieri venivano eletti nelle elezioni amministrative, poi il consiglio comunale eleggeva il sindaco e eleggeva anche la giunta. Era una procedura che attraversava logicamente tutto un dibattito all'interno dei partiti. A Bassano la maggioranza ce l'aveva la DC e quindi era una discussione che era all'interno di questo partito e che veniva presentato poi nella prima seduta del Consiglio Comunale, dove veniva eletto il sindaco e veniva eletta la giunta comunale. Però quello che era importante capire all'epoca era questa cinghia di trasmissione che i partiti avevano nei confronti tra il popolo e le istituzioni. Le competenze, perché anche questa è una cosa importante, Beppe Cecon se lo ricorda perché le ha vissute anche lui. Le competenze allora erano in capo a chi? Al sindaco e alla giunta. Alla fine chi decideva e la firma con la sua responsabilità era dell'amministrazione, soprattutto del sindaco, diciamo, perché tutti gli atti venivano firmati, io mi ricordo di pacchi di cose che a volte anche non sapevi, no? Logicamente bisognava fidarsi anche dei nostri funzionari, dei nostri dirigenti, che venivano firmati e quindi con massima fiducia, diciamo, ecco. A parte le cose più importanti che allora venivano seguite direttamente dall'amministrazione. Logicamente c'erano anche loro le commissioni, le varie cose, insomma, che ci sono anche oggi, insomma.
il grande capovolgimento, diciamo, di questa, che tutto sommato poteva essere anche positivo, è avvenuto con, vi ricordate tutti, la caduta dei partiti nel 1993-94, la famosa Tangentopoli, dove i partiti non hanno saputo dell'epoca cogliere il cambiamento, e è arrivata nel 94 la prima rivoluzione, che era anche positiva da un certo punto di vista, perché con la legge 142 e 241 tutte le responsabilità che prima erano in capo agli amministratori sono andate ai dirigenti. Quindi qual è diventata poi la funzione degli eletti dell'epoca? La funzione degli eletti di oggi, diciamo, è quella soprattutto della programmazione del controllo. Quindi non hanno più l'esecuzione di fatto. E sono spariti i partiti classici, sono arrivati i nuovi partiti, e qui la carenza dell'articolo 49 della Costituzione si è visto tutto. E voi mi dite perché? Qualcuno me lo dice? Qualcuno me lo dice? No. Perché? Perché sono diventati partiti padronali. Ecco, sì. Scusate, allora facciamo un esempio. Alcuni partiti, non faccio i nomi, visto che siamo anche in votazioni, alcuni partiti, dalla nascita alla morte, responsabili di quel partito. Ai congressi dei partiti precedenti, anche dopo morte, ai congressi dei partiti di allora, vedevi i segretari del partito prima Moro, Fanfani, Andreotti e via così. No. C'era un cambiamento ogni 2 o 3 anni a seconda degli impulsi che venivano dalla base, no, si eleggevano delle maggioranze all'interno del partito che andavano a nominare per 2 anni, per 3 anni massimo, il segretario di quel partito. Sì. E oggi ci domandiamo perché l'affluenza alle urne cala sempre di più. Per forza. Se noi abbiamo costruito dei partiti padronali, la gente dice, ma tanto decidono tutto loro, perché devo andare a votare? All'epoca c'era una legge elettorale che era, torno un attimino prima, mi sono dimenticato di dirlo, che era la legge proporzionale, quindi praticamente tutti erano rappresentati, anche le piccolissime minoranze erano rappresentate. Poi è venuta un'altra legge che era tutto sommato abbastanza, scusate, dimmi quando sforzo. No, chiudo. Ci siamo ancora. La legge elettorale dell'epoca era proporzionale, poi è venuta la legge, se la ricordate, il Mattarellum, che era comunque una legge rappresentativa, poi è venuto il Porcellum, che ha distrutto tutto, perché quella ha contribuito a distruggere e anche a far venire meno l'affluenza alle urne, perché comunque chi decideva gli eletti era il capo. I primi 5, a seconda della proporzione che il partito prendeva alle elezioni, i primi 5, i primi 3, i primi 10 venivano eletti. Quindi non c'era più una scelta della popolazione locale della persona che li rappresentava. Cioè, adesso qui prima è stato ricordato Piero Fabris, no? Piero Fabris era un nome della nostra città che è sempre stato scelto dai cittadini, cioè andavano a scrivere Piero Fabris. Cioè, oggi non serviva più, tu voti un simbolo e esatto, è finito. E questo ha contribuito veramente allo sfascio, diciamo, no, della politica. La legge che invece aveva portato significativamente un miglioramento è stata sicuramente la responsabilizzazione della dirigenza. Però è mancato la qualità della politica, perché se la dirigenza prende il sopravvento e la politica manda dei politici
mediocri o scarsi, che non hanno la capacità di programmazione e di controllo, i dirigenti fanno quello che vogliono. E quindi ecco l'impasse oggi molto spesso all'interno soprattutto delle amministrazioni locali, regionali, a volte anche nazionali, perché anche lì vedi che spesso e volentieri, no, i vari organismi si scontrano, perché non c'è dialogo, non c'è confronto, non ci sono persone capaci. Ecco, in questo contesto credo che Gianberto Pettoello oggi, e fino a qualche anno fa, quando mi trovavo per strada, perché una cosa che mi sono dimenticato di dire, Gianberto è un politico, Gianberto professore, Gianberto storico, però c'era un comune denominatore, era un amico di tantissime persone che sono qua dentro tra di noi, insomma, ecco. Qui l'ha conosciuto bene, c'era un'amicizia profonda. Io l'ho conosciuto poi negli anni 70, fine anni 70, lui era di adozione bassanese, no? Perché veniva, mi sembra, da Bolzano, da Merano, sì, ecco, addirittura. E l'ho conosciuto perché nella mia attività professionale, negli anni 80 avevo un socio che era suo amico, era uno di Vicenza, un certo Franco Filippi, che conosceva un po' tutta la sua storia, un po' particolare per chi l'ha conosciuto, e da lì siamo diventati amici, poi ci siamo frequentati anche dal punto di vista politico, e da lì non ci siamo mai persi, diciamo, perché sia dell'impegno politico, ma sia anche spesso e volentieri fuori dalla politica, ecco, una consuetudine dei nostri tempi, no, che denotava anche l'amicizia tra i consiglieri comunali. Finito il consiglio comunale si andava tutti a mangiare la pizza assieme. Cioè, la politica può essere divisiva, ma non può essere divisiva tra persone, può essere divisiva sulle idee, sul modo di interpretare delle cose, ma le persone alla fine devono rispettarsi e devono in qualche maniera condividere anche umanamente quello che è un percorso che porti avanti all'interno dell'amministrazione della città. Sai, ma è un frutto delle cose che un po' forse ho detto, insomma, spero di essere stato, ben interpretato. Le funzioni che comunque sono state poi demandate, no, con questa legge sono funzioni molto importanti, perché vanno dall'urbanistica all'ambiente, alla sanità, alla formazione, ai trasporti, cioè lo Stato ha delegato tantissime cose alle regioni e poi anche ai comuni. Una delle ultime cose che volevo dire è che oggi, interpretando e guardando la politica dagli occhi nostri, ma dagli occhi anche forse di Gianberto Pettoello, si era molto critici. Cioè, lo diceva prima Gianni, non mi ci ritrovo più, ma tanti della nostra periodo non si sono più ritrovati nella politica di oggi. E vorrei chiudere con una cosa, no? Una domanda che farei a Gianberto Pettoello. Siamo agli albori di una grande rivoluzione, che è una rivoluzione anche culturale, sicuramente industriale, sicuramente sociale, ma sicuramente politica, che è l'intelligenza artificiale. Come inciderà nella politica l'intelligenza artificiale nei prossimi anni? Voi sapete che ci può essere un signore alle Seychelles, no, in costume lì, che è pagato da qualche signore molto ricco e che gli dice: guarda, dovremmo influenzare il voto in Francia. Gli danno un bel po' di soldi e attraverso i social lo fanno. Quindi un interrogativo che ci porremo io e anche Gianberto, no? Quale democrazia per i prossimi anni con questi nuovi strumenti? Dobbiamo dominarla, la politica deve dominarla, altrimenti con cosa? Con una cosa fondamentale. L'esempio di questi anni è il contrario. Sopra gli uomini ci sono le regole
Se non rispettiamo le regole condivise, è come un campionato di calcio, no? Se cos'è adesso? Chi è il primo in classifica? Il Napoli? No, la Roma. La Roma vince e dice: l'anno prossimo le regole del campionato di calcio le scrivo io. Le scrivo io. La squadra padrona. Funziona? No. La politica e la democrazia è la stessa cosa. Se vogliamo salvare la democrazia, dobbiamo condividere e scrivere le regole insieme come è stata scritta la Costituzione. Credo che il pensiero di Gianberto sarebbe questo e credo che la sua memoria vada proprio ricordato per questo significato. Grazie. Bene. Che dire, forse possiamo fidarci della Roma, abbiamo Gasparini che la guida, che mi sembra che sia, ecco. Comunque partito congressi, ho capito, partito padrone, mettiamoli un po' così uno contro l'altro, partito che delinea la politica o partito che la detta, no? O politica che forma il politico e politica invece che lo cerca, dove? Su un mercato, ecco. Mi pare di capire un po' tutto questo, il grande contrasto. Bene, e grazie Gianni anche di questo quadro. Ora, signor Lazzarotto Domenico, giornalista del Gazzettino, che dire, autore di molte pagine, articoli che tutti, anch'io, insomma così credo che abbiamo letto, soprattutto in ambito sportivo. Si ricorda un suo particolare scoop giornalistico molto rilevante, molto incisivo, quell'intervista al leader massimo, vero? Ecco, Fidel Castro, sì. A suo tempo le ha detto fortuna. Boh. Fortuna, dice qualche filosofo di oggi, anche odierno, dice fortuna non esiste. Esiste invece, che posso dire, l'impegno, l'audacia, no? Ecco. Ma mi viene da ricordare un pochino quello che è una mia passione anche giovanile, le letture di molti versi, ad esempio dell'Eneide di Virgilio, dove diceva audentes fortuna iuvat. Ecco. Bene, quindi lascio a Lazzarotto Domenico spigolature di sport bassanese. Buon pomeriggio a tutti, sono stato anch'io un allievo di... Buon pomeriggio a tutti, sono stato anch'io un allievo di Gianberto Petuello. Dopo le brillanti esposizioni di chi mi ha preceduto, mi sento un po' in imbarazzo a prendere la parola, anche perché di lavoro ho sempre e solo scritto. Motivo per cui permettetemi di leggere il mio intervento e chiedo anticipatamente scusa per questo. Ci avviamo verso la conclusione di una giornata che è stata un ricordo a più sfaccettature di un personaggio che si è subito calato nella storia socioculturale e politica di Bassano. Una città che ha subito adottato il giovane arrivato da Merano, insegnante di filosofia presso il liceo scientifico, che ben presto diventerà appassionato cantore delle bellezze storico-artistiche della città, non disdegnando un impegno anche in politica come capogruppo del Partito Repubblicano in Consiglio Comunale. Da buon intellettuale, Gianberto è stato solo osservatore marginale nelle vicende sportive della città in un periodo, siamo all'inizio degli anni 70, in cui l'attività sportiva veniva addirittura osteggiata perché ritenuta pregiudizievole ad altre ritenute più nobili e più socialmente utili. Una concezione che fortunatamente ai nostri giorni non esiste più. Possiamo finalmente dire, senza essere smentiti, che allo sport è stata resa giustizia. Lo dico con spirito sportivo anch'io. Oggi infatti non solo lo sport viene considerato come fatto culturale, ma da esso viene riconosciuta una funzione rilevante da un punto di vista sociale per i suoi contenuti etici, economici, ma anche politici. Se è vero tutto questo, allora è corretto affermare che raccontare lo sport non è una esercitazione astratta, ma proprio perché lo sport è anche fenomeno politico, politico da polis, città.
è una verifica concreta del procedere congiunto di eventi sociali e sportivi. Ed a questo proposito si inserisce la figura di Gianberto, certamente non un tifoso da stadio, che ricordo sportivamente coinvolto, se non nel frangente dell'illecito sportivo, siamo fine anni 1984, per puntellare, assieme ad altri politici e amministratori bassanesi, la debole posizione del calcio bassano dopo l'inutile vittoria nello spareggio di Brescia con il Chievo, che costò la mancata promozione alla squadra dell'allora allenatore Cinesigno e del compianto presidente Renato Sonda. E di ricordi e personaggi sportivi bassanesi mi viene chiesto di parlare oggi. Parto da una domanda dello stesso Petoello, postami purtroppo tanti anni fa, in cui mi chiedeva: secondo te, qual è stato il miglior periodo per lo sport bassanese? Una domanda a cui ho cercato di rispondere dopo tanto tempo e che mi permette così di ricordare qualche spigolatura dello sport bassanese. Premetto che la risposta, proprio perché soggettiva, è opinabile, come d'altronde lo è ogni confronto sui più svariati temi di epoche diverse. Il periodo d'oro per lo sport bassanese? Una premessa. La città del Grappa vanta un ultracentenario connubio con gran parte delle discipline sportive. Connubio siglato da una serie di ottimi risultati anche in campo internazionale, con ciclismo e atletica spesso sul podio, senza però mai eccellere nelle discipline di squadra, eccezione fatta per l'hockey pista, 2 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa del Mondo per club, una Coppa CERS e 2 Supercoppe italiane. Nel finire del secolo scorso, quando Bassano aveva addirittura 2 squadre in Serie A, in una disciplina considerata minore perché mai diventata olimpica. Chi non ricorda la sfilza di campioni che hanno calcato la pista del centro giovanile per poi transitare al Palabassano nel 1990? I Sofia, i Tonon, i Fontana, i fratelli Milani, i Girardelli, i Rizzitelli, i portoghesi Nunes, Fanà, con l'allenatore Livramento e loro connazionale, sino alla generazione dei gemelli Alberto ed Alessandro Michelon, Panizza e molti altri. E poi negli anni 2000 gli azzurri Rigo, Cunegatti e Orlandi, che spingono il Bassano alla vittoria della Coppa del Mondo nel 2006, con alla guida un tecnico bassanese, Franco Vanzo, e con sul parquet Sergio Silva, Antezza, Mariotti, Giaretta, Cacao. Attualmente il Bassano non è più lo stesso squadrone, ma comunque veleggia subito dietro le migliori. Massima serie, seppur serie A2, frequentata anche dal volley Bassano dal 2003 al 2010, ora in Serie B e dal 2020 ora in Serie B e dal 2020 con una formazione femminile in B2. Una disciplina tornata in auge questa estate sotto la spinta del mondiale di volley vinto dall'Italia, in cui proprio un bassanese, Mattia Bottolo, ex giocatore giallorosso ed ora schiacciatore della Lube Macerata, è stato uno degli azzurri più decisivi, mettendo tra l'altro a segno i 3 punti finali nella finalissima. Meno ambiziose le performance in Serie B del basket bassano negli anni 60, come pure in tempi più recenti, dal 2004, la denominazione è Orange 1 Basket. Ha partecipato a numerosi tornei internazionali, è arrivato alle finali nazionali per ben 25 volte, sempre giovanili, ed ha vinto lo scudetto Under 14 nel 2019, scusate. L'Orange 1 è tra i primi 3 club italiani nel ranking giovanile, con una delle accademie più prestigiose europee. L'anno prossimo festeggia il mezzo secolo di vita anche il rugby bassano, che proprio quest'anno ha ottenuto la promozione in B con l'obiettivo di un torneo senza patemi. Un club molto attivo anche fuori dal campo, con borse di studio per gli studenti di scienze motorie e la collaborazione con progetti di recupero sociale. Il Bassano Calcio, che nel suo palmarès può vantare anche la conquista di una Coppa Italia di Serie C, dopo il tradimento
alla fine del campionato 2017-2018 di patron Renzo Rosso, attirato dalle sirene della nobile decaduta Lanerossi, è stato costretto a ripartire dal gradino più basso, la terza categoria, e addirittura a cambiare denominazione in Football Club Bassano 1903. La permanenza in Serie D è per ora l'unico sogno che può permettersi il calcio giallorosso. Per cui ci teniamo stretto per il momento l'hockey con la sua Serie 1 e senza voli pindarici, e speriamo che magari di scudetto se ne parli fra qualche anno. Stando così le cose, aiutato da memoria e almanacco sportivo, ho virato l'attenzione sulle prestazioni dei singoli protagonisti messisi in luce nell'ultimo mezzo secolo, periodo in cui ho avuto la fortuna e l'onore di scrivere alcune delle loro gesta anche lontano dall'Italia. La mia scelta è così caduta sul decennio 1980-1990. Una scelta, ribadisco, non facile, peraltro opinabile, di sicuro influenzata dal mio lavoro che provo a spiegare. Da giornalista e da bassanese, le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 per me hanno rappresentato il punto più alto dello sport bassanese di sempre. Un'avventura forse irripetibile, quella al Coliseum, in cui la medaglia d'oro di Gabriella Dorio nei 1500 metri è stata incorniciata da un fatto senza precedenti. Di quella spedizione facevano parte infatti anche la velocista Cosetta Campana, 100 metri a staffetta, la maratoneta Paola Moro e la nuotatrice Carlotta Tagnin. Senza dimenticare il velocista Pier Francesco Pavoni, romano di nascita ma bassanese di adozione per motivi di studio all'Istituto Filippini di Paderno, tesserato al gruppo atletico bassano, che è stato argento nei 100 metri agli Europei di Atene 1982, argento anche nella staffetta 4% con Simeonato, Tilli e Pietro Menea ai mondiali di Helsinki, e primo italiano ad agguantare una doppia finale mondiale nei 100 e 200 metri piani nel 1987 a Roma. Exploit che non riuscì a ripetere alle Olimpiadi di Seul l'anno dopo. Pavoni ha anche detenuto per ben 23 anni il record italiano indoor nei 60 piani. Si è ritirato nel 1991 a soli 28 anni, dopo un'esperienza in Canada. Se Bassano era presente negli USA con 4 azzurre, anzi 5 azzurri, città come Milano o Roma avrebbero dovuto dare alla nazionale almeno una cinquantina di loro atleti. Ecco perché, a mio giudizio, a Los Angeles lo sport bassanese ha toccato la vetta. E a tal proposito, ancora complimenti a Gabriella Dorio, scelta come staffettista per la torcia, come staffettista olimpica con la torcia alle Olimpiadi invernali di Cortina, che inizieranno il prossimo 6 febbraio. Appena un anno dopo le Olimpiadi di Los Angeles, nell'agosto del 1985, Bassano è stata coinvolta da un altro evento esaltante, stavolta in casa, i mondiali di ciclismo su pista. Scattati il 25 agosto al Velodromo Mercante e conclusisi dopo 3 settimane con le prove su strada nel Montello, nella vicina Treviso. Manifestazione iridata a cui la città stava preparandosi da alcuni anni e che ha visto al via tutti i migliori pistar del mondo, col giapponese Koiki Nakano, annunciata stella, e che stella nell'anello del Mercante Nakano si aggiudicherà il 10° titolo mondiale della velocità. Ricordo che tutto il tifo di casa era per Francesco Moser, purtroppo solo 4° nell'inseguimento. A consolare il pubblico bassanese e veneto ci pensarono gli ori di Bruno Vicino, nel mezzofondo Steyr professionisti, e quello di Roberto Dotti fra i dilettanti nella stessa specialità. La stupefacente cerimonia di apertura del regista Giuliano Montaldo, teletrasmessa in Eurovisione, fu seguita da 1 miliardo di persone. La migliore cartolina possibile per la prima e vera internazionalizzazione della città. Finalmente davvero all'altezza di un mondiale. E a tal proposito una spigolatura che mi sembra interessante.
Da una settimana prima e per tutti i mondiali è uscito in città Tutto Flash, il giornale del tuo mondiale, che è stato il primo ed unico quotidiano edito in città, editore Flavio Refo, che prima era qui presente, adesso non lo so, e io ero direttore. Tutto Flash è uscito per 27 giorni consecutivi, grazie alla collaborazione di un gruppo di giornalisti del Gazzettino e Giornale di Vicenza, che finito il lavoro in redazione scrivevano di ciclismo, tanto per dire come l'atmosfera iridata aveva fatto presa un po' su tutti. Mondiale che rischiò di venire posticipato, complice l'emotività della tragedia dell'Eisel, il 29 maggio. 39 vittime, tra cui i bassanesi Mario Ronchi ed Amedeo Spolaore, oltre ad una ventina di bassanesi feriti. L'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, però non accettò la proposta dell'amministrazione comunale per uno slittamento della data. A salvare la manifestazione ci ha pensato la mediazione dell'allora assessore allo sport, Luigi D'Agro, per molti diventato l'omino dei mondiali, per il suo ruolo vero regista della kermesse iridata, esclusa naturalmente la parte tecnica, che ha convinto i più refrattari di non mandare a monte una manifestazione che la città preparava da anni e in cui la stessa aveva impegnato ingenti risorse. Purtroppo sono stato testimone anche della mattanza di Bruxelles, a quella maledetta finale di Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool, che aveva scosso non solo il mondo del calcio. Un fatto così grave che mi spinse assieme all'ex arbitro internazionale Gigi Agnolin alla pubblicazione nel 30° della tragedia del libro 1985 Eisel 2015 per non dimenticare, che è diventato proprio in questo periodo un docufilm in visione su Sky, La tragédie de l'Eisel, del regista francese Jean-Philippe Leclerc, girato ai piedi del Grappa, con parecchi bassanesi presenti a quella maledetta partita, martoriata dalla violenza degli hooligans inglesi e dall'incapacità organizzativa della Federazione Calcistica del Belgio. A nobilitare il decennio d'oro per lo sport di casa, tanto per restare alla domanda, da non dimenticare il pilota Mike Biasion, 2 volte campione del mondo di rally proprio nel 1988 e 1989, con la mitica Lancia Delta, unico pilota italiano ad imporsi in 2 edizioni mondiali consecutive. E poi l'avvocato Sergio Campana, scomparso da poco, ex giocatore di Serie A con Lanerossi, Vicenza e Bologna, primo presidente dell'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, che l'intera categoria dei calciatori deve ringraziare per aver introdotto lo svincolo che ha cambiato il mondo del calcio. Ed ancora l'arbitro Gigi Agnolin, assertore della Repubblica di Bassano, come lui amava definire la sua città, in ogni angolo del mondo dove arbitrava, e poi dagli studi TV da apprezzato opinionista. Anche egli se n'è andato anzitempo nel 2018, dopo aver diventato da presidente dell'azienda di promozione turistica di Bassano la Befana del Mondiale sotto il Ponte degli Alpini nell'anno di Italia 90 ed aver portato al Teatro Astra i migliori piloti di Formula 1, da Senna ad Arnoux a Prost, per le premiazioni del Bibendum d'Oro della Michelin nel 1988, che era la più importante vetrina automobilistica europea. Proprio per questi personaggi e tanti altri sportivi che meriterebbero di essere ricordati, ho scelto di assegnare il mio scudetto personale al decennio 80-90. In questo contesto, oltre all'iniziale "Cosa ne pensi?", un sentito ricordo va a Gianberto, mio insegnante al liceo, che solo qualche anno prima del decennio d'oro dello sport bassanese, leggendo qualche mio articoletto sul giornalino studentesco La Saliera, mi ha spinto alla professione. Studi poco ma scrivi benino. Mi redarguiva con quella sua filosofia del sorriso, sempre alla ricerca di qualcosa che potesse arricchire il suo già vastissimo bagaglio culturale. Proprio per questo poi siamo diventati sportivamente amici. Grazie prof e grazie a voi altri che mi avete sopportato. Beh, non conoscevo tutta questa
affezione, diciamo, di Gianberto per il mondo sportivo. Non la conoscevo, non ne abbiamo mai parlato, io prima però appunto anche questo è uno degli argomenti di grande novità di questo nostro incontro. Benissimo, grazie anche di questa nostalgica, direi molto nostalgica. Ora l'ultimo intervento, il dottor Morello, presente, perfetto, neurologo, autore e curatore anche così di studi sul 68 bassanese, che ha anche pubblicato, quindi un testo appunto che credo, non so se ci sia ancora così in libreria, penso di sì, vero? Sì, quindi, bene, quindi magari mi affretterò anch'io perché gli ho confessato che non l'ho letto. Ecco, quindi. Grazie dottor Morello per il suo intervento, quindi il 68 in area bassanese. Ecco. Premo clic e vado avanti. È molto anche una certa commozione che ricordo questi tempi passati che sono stati la base della mia formazione scientifica, professionale. Io sono nato a Marostica, però ho fatto il liceo a Bassano, la maturità pure a Bassano, ho fatto medicina a Padova, sono specializzato in neurologia e neurofisiologia, sono stato 6 mesi a Vienna e ho lavorato a Castelfranco Veneto ad Arzignano. Ho sposato una collega neurologa e mio figlio è un manager a Lugano e mia figlia è una chirurga ortopedica a Ginevra. Sono grato a Bassano e racconto brevemente, erano tempi diversi da quelli anche che abbiamo ascoltato oggi, perché siamo a livello tra 65 e 75. Io ho frequentato le scuole medie, anche il liceo scientifico, dove c'era un'altissima percentuale di bocciature. Era una scuola estremamente selettiva, io ho frequentato la sezione A, quindi non ho un buon ricordo della frequentazione del liceo. Invece ho un buon ricordo perché soprattutto negli ultimi 2 anni di liceo e l'università ho potuto lavorare nel sociale. Il centro giovanile era il fulcro di Bassano, lo è ancora oggi, però il centro giovanile era stato progettato solo per i maschi e non per le femmine, perché le femmine andavano dalle suore. E invece c'è stato in quegli anni il cambiamento, soprattutto per merito di Don Ferruccio, che aggregò i giovani, maschi e femmine, e cambiò completamente la frequentazione del centro giovanile. Ma i conservatori reagirono e fecero trasferire Don Ferruccio, che io rividi a Lonigo come monsignore. E subentrò Don Luigi. La Saliera era il giornale studentesco ospitato al centro giovanile e per le scuole superiori erano permesse su questo giornale le battute sui professori. Nel 68 uscimmo con questo numero che fu uno scandalo per i bassanesi, perché la Befana portava il carbone a Johnson e le armi ai Viet Cong. Su 1000 copie ne vendemmo 950. Don Luigi, nuovo direttore del centro giovanile, si fece influenzare dai giovani aclisti e organizzò una festa da ballo al Palazzo dello Sport. Noi che era un gruppo laico, la Saliera era composta da studenti che erano ospiti del centro giovanile, però non partecipavano all'attività del centro giovanile. Sconsigliamo vivamente Don Luigi di organizzare tale festa. Infatti lui la organizzò e poi fu trasferito. Io lo rividi dopo molti anni come parroco a Castel Gomberto e mi raccontò le sue vicissitudini, perché venne trasferito in un paesino della provincia di Rovigo. E la Saliera uscì con un numero omaggio
di protesta contro l'autorità, in cui sotto il nome di autorità si nascondeva il vescovo. Nel 69 si creò un gruppo di studenti universitari, chiamato Gruppo della Stanza, che incontrando un gruppo di conciari legati alla CGIL si prese a carico del problema delle concerie, dell'inquinamento e dello sfruttamento dei lavoratori. Il gruppo della Stanza fece un documento che analizzava il problema, sta notevole scalpore, e finito questo intervento si decise, noi eravamo un gruppo di studenti che fuggivano diciamo santottini che scappavano da Padova, dove dominava il potere operaio ed era pericoloso per certi studenti anche muoversi perché c'erano le vendette, e si indirizzò a prendere in mano una scuola serale per diploma e terza media per lavoratori che era ospitata presso il liceo Brocchi. La scuola serale era strutturata in corsi biennali, esisteva dal 1965, era gestita su base volontaria da studenti universitari legati al mondo cattolico e alla sinistra democristiana, e che creavano uno spirito di amicizia tra studenti e insegnanti. La preparazione era tradizionale, la presentazione e l'esame era fatta attraverso una contrattazione personale, per cui c'era delle bocciature variabili. Addirittura un anno si raggiunse il 30% di promossi, quindi persone che avevano bisogno di diploma per la professione, infermieri, commercianti, non avevano potuto accedere. Questo nell'estate del 71 un gruppo di insegnanti analizzò il problema, fece un documento programmatico e la scuola serale cambiò completamente. La scuola serale si strutturò come gruppo lavoratori-studenti, vi erano 100-120 lavoratori e circa 40 insegnanti. Si cercò di fare una didatta meno nozionistica, più legata ad una visione critica, si formarono dei gruppi di studio per materia, l'assemblea si fece l'assemblea includendo i lavoratori, si cercò uno stretto collegamento tra i sindacati, con i sindacati, e si organizzò un movimento su scala nazionale per cui si crearono delle commissioni speciali per l'esame di terza media. La vecchia gestione della scuola serale collaborò, curiosa delle novità, non ci fu boicottaggio, e nel 71-72 fu l'anno di rodaggio e si concluse con una rappresentazione teatrale su Don Milani che inaugurò il Palazzetto dello Sport nel giugno 1972. Fu uno scandalo, e la cosa più interessante fu che un quarto d'ora prima dell'inizio della rappresentazione c'erano poca gente, c'erano i vecchi partigiani del PC che ci guardavano perché andavamo a cascare nel baratro, e all'improvviso arrivò tutto lo Sacro Cuore con in testa la preside che riempì il Palazzetto dello Sport. Fu una cosa eccezionale. Nel 1972-73 fu la realizzazione di tutto quello che era stato progettato. Si partì nel settembre 72, si organizzò dei film, c'era il suo movimento a Venezia, si portarono i film alla Grotta Azzurra, i film di Venezia. Alcuni sabati furono dedicati a conferenze con esperti. Il primo fu Giovanni Palombarini, che poi divenne magistrato di Padova, che divenne il segretario di Magistratura Democratica. Si portarono i film che poi che venivano dal Cineforum di Thiene, e poi si passavano anche agli studenti del liceo. Per il Natale 72 si organizzò una serata col canzoniere popolare veneto nel Palazzetto dello Sport comunale. Anche qui si gridò allo scandalo, una cosa comunque pieno di gente, fu un successo strepitoso. E nell'aprile si organizzò la documentazione antifascista al Cinema Grotta Azzurra, che con battaglie all'interno del Consiglio Comunale della Democrazia Cristiana alla fine assentì a mettersi a disposizione la sala gratuitamente. Le reazioni delle commissioni speciali portarono al 95% di promozioni. L'anno 73-74 iniziò male,
perché ci fu una provocazione da parte dell'amministrazione per cui ci fecero trovare le porte del liceo chiuse, pensando che noi facessimo dei colpi di testa e quindi poi creandoci dei problemi. Invece noi dividemmo le 6 classi di lavoratori tra le sedi sindacali, l'ARCI, e cominciamo le lezioni. Poi qui ci fu l'intervento veramente signorile di Fabris, del senatore Fabris, e mi ricordo che ero presente, che c'era il segretario, ci assistette il segretario provinciale Palmieri della CGIL, e di fronte alla meraviglia del sindaco di questa sua presenza, lui era abituato a vedere Palmieri per le smalterie, non per questo, dicendo che Palmieri disse il sindacato ora difendeva la cultura dei lavoratori. E le ACLI furono poi, lo erano state anche prima, effettivamente i nostri angeli custodi, insomma. E le ACLI vengono da una storia a Bassano particolare, che poi io ho anche scoperto. Le ACLI di Bassano sono sempre stati indipendenti dal 1945 in poi rispetto anche a Vicenza e al Vescovo. Hanno mantenuto sempre una certa indipendenza. E quindi diamo atto, io l'ho scoperto scrivendo il libro, che il senatore Fabris si era rifiutato di criminalizzare un'iniziativa culturale. Nel libro ho scritto che l'amministrazione aveva bocciato come degli studenti che erano andati ad Oxford, che era la mentalità di Oxford. La scuola serale proseguì con la nuova didattica e, a dimostrazione del contenuto, dello spessore culturale che avevamo avuto, io con mio fratello scrivemmo un articolo che comparse sulla rivista Sapere sulla scuola popolare di Bassano, e la rivista ce lo accettò. Vennero comunque mantenute le commissioni speciali e le promozioni superarono il 90%. Nel 74-65 la scuola ripartì sempre come ospite delle ACLI presso il centro giovanile e venne affidata nella primavera ad insegnanti statali, e anche qui ci furono delle discussioni. Comunque alla fine la scuola venne statalizzata e noi pubblicammo sempre su Sapere la metodologia che avevamo applicato. Ecco, questo è brevemente l'esperienza che ho fatto e che mi ha accompagnato sotto l'aspetto professionale tutta la vita. Io sono un medico, sono un pensionato felice con la schiena dritta, che ha sempre fatto il medico e non ho mai abbassato la testa al clientelismo, alla sopraffazione, alla corruzione, e mi è costato parecchio. Io non sono diventato primario, ma sono stato sempre un libero pensatore e un medico che ha cercato di fare bene il proprio lavoro. E volevo ringraziare Sergio De Lorenzi, non so se l'avete conosciuto, è un sindacalista della CGIL che era anche insegnante di francese, precocemente mancato, Lino Marchiorello, probabilmente lo conoscete, e Tranquillo Bertamini, che io andai a intervistare nel scrivere il libro, e lui mi confessò che dalla scuola serale aveva imparato il metodo di condividere anche con gli studenti la didattica, che lui applicò nel liceo classico trasformando la scuola. Quando noi erano 150 iscritti, adesso sono quanti sono? 2000. Trasformò la scuola che stava morendo, il liceo classico, in una scuola che ha qualificato Bassano. Il contributo io ho scritto questo libro perché non si perdessero queste esperienze che tutt'oggi io sono grato a Bassano, perché Bassano mi ha dato degli input che non dimenticherò mai e che mi hanno segnato la mia vita. Grazie. E volevo dire una cosa, io Petoello lo vedevo in piazza, ci facciamo le battute, ci prendevamo in giro a vicenda con un sorriso, così è stata una cosa molto simpatica. Io non avevo tempo di seguire le sue vicende. Grazie. Grazie dottor Morello anche di questa testimonianza 68ina, non solo, parte dal 68 e arriva ad anni successivi. Ora mi pare che siamo in conclusione, anzi senza dubbio, i tempi mi pare che siano rispettati, vero? Ecco,
Paolo è soddisfatto, mi pare, quindi abbiamo lasciato intervenire e completare gli interventi, ma ognuno aveva capito qual era appunto la misura delle cose. Bene, a Franco Scarmonci mi pare, vero? La conclusione? Non serve, dice? Paolo, dobbiamo chiudere allora? Sì, lascio a te, ecco. Semplicemente un grazie a tutti voi di essere rimasti qui questo pomeriggio. L'augurio è quello di ritrovare forze, energie e voglia di ritrovarci qui l'anno prossimo per un'altra giornata di studi bassanesi, visto che ci sono grossi periodi che non abbiamo trattato, il 700 bassanese non c'è stato, l'800 bassanese non c'è stato, e quindi credo che tante cose, c'è il professor Pin, quindi la riforma bassanese o i riformati bassanesi o l'esistenza o meno di riformati bassanesi non ne abbiamo parlato, quindi credo che materiale per un'altra giornata ce n'è finché vogliamo, certo. E quindi l'augurio è che gli storici bassanesi abbiano voglia ancora di ritrovarsi e di raccontarci, come avete sentito, tutto quello che ancora non sappiamo. Certo. Grazie. Grazie a te Paolo, all'organizzazione, quindi diamo merito a lui, l'ha voluto, ma si era ben consultato appunto, ma l'ha voluto questo omaggio, diciamo, a Gianberto Petuello. Glielo dobbiamo un po' tutti, no? Quindi grazie anche da parte mia del vostro intervento, buona serata e buon fine settimana.